Allora, buon pomeriggio, ben trovati, siamo al Bar Posta, con noi un'altra domenica qui proprio nel salotto di Pordenone in piazza 20 settembre. Per questa domenica non c'è il microfono? Benissimo. Vedete? E questo è bello perché siamo in diretta. Riparto, siamo in diretta dal Bar Posta, piazza 20 settembre, noi dell'altra domenica. Benvenuti, ben trovati in televisione, naturalmente in diretta da qua fino alle 17, quindi se volete venire a trovarci ben volentieri, siamo qua per bere un aperitivo con noi. Facciamo un aperitivo anticipato oggi, no? Visto che poi non è neanche quella gran bella giornata, però per fortuna grazie ai nostri tecnici siamo riusciti lo stesso a fare questa diretta a cui personalmente ci tenevo veramente tanti. Parleremo naturalmente di calcio, non preoccupatevi, alla nostra maniera, quindi non è che ci dilungheremo tanto, però vi daremo come al solito gli aggiornamenti per quanto riguarda sia la Serie A, sia l'Eccellenza e sia la Serie D. Ovviamente parleremo della grandissima vittoria del Pordenone di ieri sera al Bottecchia con il Venezia, con una bella vittoria per 1-0, e quindi Pordenone per la seconda volta prima in classifica in questo momento dopo 7 giornate. E poi parleremo di tante cose grazie a chi di calcio? Carlo Luna, buon pomeriggio. Ben ritrovati qui sul nostra Telepordenone, no? Allora, parleremo di calcio, soprattutto parleremo di Serie A, Serie D, Serie Eccellenza, sì, che avremo un po' di squadre da seguire. Parleremo del Pordenone come sempre, abbiamo un sacco di ospiti, io inizierei a presentare. Ecco, prego, arriva anche davanti alle telecamere. Ecco, chi passa davanti alle telecamere è il primo ospite che vi presentiamo, eccolo qui, Andrea Buzzai, detto anche il Buzz. Buon pomeriggio e benvenuto e ben trovato. Buon pomeriggio a tutti, non sapevo che Carlo Luna parlasse di calcio, mi nuova però ospite inedito. Questa è una trasmissione calcistica. Tu vedi che la nostra trasmissione ti dà sempre delle chicche nuove, delle novità, vero? Sempre colpito. Ecco, chi non conoscesse il nostro amico, il Buzz, lui è un imprenditore, ma in realtà è anche un grandissimo organizzatore di eventi, eccetera, e di questo ce ne parlerà durante questa diretta. Poi proprio qua, davanti a me, quello che io ritengo il maestro in assoluto della fotografia, non solo a Pordenone, ma anche a Tamai e a Sacile. Sto scherzando, ovviamente. Renzo Daneluzzi, un grandissimo fotografo, studio profili. Buon pomeriggio, Renzo. Grazie. E grazie di essere. Grazie a te. Poi non potevamo farci mancare, ovviamente, qualche bellezza. E se vi ricordate la storia dei divani dell'anno scorso, ecco, abbiamo voluto rinvitare la Chiara Silvestri. Buon pomeriggio, Chiara, buon benvenuta. Pomeriggio, ciao a tutti. Hai qualche new design da proporci? No, siccome mi avete invitato qua non ho ancora nulla da dire. Quando mi inviti in studio vediamo. Allora, ti piace intanto il Bar Posta? Sì, il Bar Posta. Bene, questo è molto importante. Andate sul sicuro. Ecco, sul Bar Posta si va sul sicuro. Casualmente, ma neanche tanto, il nostro amico Marco Babuin, anche lui imprenditore, grandissimo giocatore di calcio e soprattutto della ASD San Lorenzo, che è scritto qua. Com'è andata l'ultima partita? La prima. Beh, l'ultima che avete giocato, scusa. 1-1, esordio in casa col Prodolone. Col Prodolone, bene. Partita. Sì, benissimo. Bene, poi ci racconterai di quella bella iniziativa che avete fatto, avete raccontato un sacco di soldi per gli amici di Amatrice, naturalmente, ne racconti dopo. Un altro grandissimo amico che torna sugli schermi dell'altra domenica, Riccardo Riem, che lavora per un'azienda che è sponsor dell'Udinese Calcio, no? Sky Gas e Luce. Sky Gas and Power. Gas and Power, non quella che vediamo noi per me. E perché l'abbiamo invitato? Perché ovviamente dopo la magnifica prestazione di ieri sera dell'Udinese ne parleremo naturalmente anche con Edi Fabris più tardi, soprattutto per capire da lui, che era anche in sala stampa, quello che è successo dopo, alla fine della partita ad Udine, allo Stadio Friuli, dove insomma la gente comincia leggermente ad arrabbiarsi, ma di questo ne parliamo dopo. Abbiamo naturalmente la musica dal vivo come ogni pomeriggio, eccoli qua, loro si chiamano Alt, nel senso di... Ricordi? Sì, mi ricordo, la diciamo dopo. Allora, loro sono gli Alt, gli Acoustic Live Trio, adesso vediamo se riesco a indovinare i nomi. Beh, Vilma, ovviamente sì, buon pomeriggio Vilma. Iaco è lui, me lo ricordo, ovvero sia Gianmarco Campeotto, e Massimo Sandri, un trio acustico, canzoni bellissime che ovviamente ci allieteranno questa domenica pomeriggio. Vi ricordiamo Bar Posta qui in piazza 20 settembre, proprio nel salotto di Pordenone davanti al Teatro Verdi. Non piove
piove. Quindi... No, è vero. No, cosa Andrea? No, dimmi. No, qua sta piovendo, sinceramente. Sono il più esterno di tutti, però sta piovendo. Prova a vedere io se sta piovendo. No, confermo Sì, anch'io. c'è qualche schizzo. Confermo sì. anch'io. Vabbè, ma dai, è insopportabile. Sono i piccioni, tranquillo. Va bene. Allora, cominciamo parlando di calcio. Sì. Cominciamo parlando di calcio perché a mezzogiorno si è giocata il match del lunchtime. Ah, si chiama così adesso? Lunchtime si chiama, Ok. non è colpa mia. Brunch time. Dopo ne parliamo del In brunch. Italia quindi partita a pranzo. L'Empoli quanto ha resistito, Riccardo? Mezz'oretta, un'oretta? No. Un'oretta dopo in 5 minuti la Juve ha fatto 3 gol. Ecco, scusami che ti microfoniamo, perché io mi devo ricordare che quando siamo in esterna bisogna avere i microfoni. Quindi, no, dicevamo, la Juve, tu hai visto la partita? Ha sofferto un po' il primo tempo, poteva fare un paio di gol, però l'Empoli si è chiuso molto bene. Naturalmente all'inizio, dopo un quarto d'ora, Dybala è riuscito a sbloccare il risultato e dopo la Juve è andata in scioltezza con doppietta di Higuaín. Tu che sei juventino non mi sembri particolarmente felice, no? No, Tu dici... sono contento sicuramente della squadra. Una pratica chiaro. così. No, vabbè, insomma, le partite sono tutte difficili, non c'è niente di facile, soprattutto a quei livelli lì. Chiaro che la Juve è una squadra sicuramente superiore. Dai, un po' di animo. Sei interista, eh? No. Non sei neanche milanista. No, soprattutto non è... Quello che dici. Dovessi io così, no? No, ma soprattutto non è udinese, no? Cioè, io dovrei essere così oggi, no? Voglio dire, no? Dopo la splendida prestazione di ieri pomeriggio. No. Invece lui è compassato. No, sono compassato perché sai benissimo. Vista anche l'età, è compassato. Bisogna ripararsi da interisti milanisti qua, quindi voliamo basso e dopo eventualmente. Io e te giochiamo in casa. Qua lo so. Ecco, maledetti. Vabbè, perché ecco, poi invece c'è Marco che no, ma ne parliamo dopo che è milanista, sì, no, ma del Pordenone ne parliamo dopo. Carlo, invece vediamo quello che è successo anche ieri, vediamo quindi anche la schermata della Serie A, allora, non la classifica ma il campionato. Ieri si sono giocate 2 partite, Carlo. Sì, si sono giocate 2 partite ieri. Pescara-Chievo, il Chievo ha battuto Pescara 2-0 e ahimè per te l'Udinese ne ha prese 3 dalla Lazio in casa. Che è andata anche bene, voglio dire, no? Sì, è andata benissimo, proteste ovviamente da parte dei tifosi e non solo. Oggi, come hai detto tu, Empoli ha perso in casa con la Juventus 3-0. Alle 15, quindi fra una mezz'oretta circa, ci saranno Atalanta-Napoli, Bologna-Milan, Cagliari-Crotone, Sampdoria-Palermo. Alle 18 Milan-Sassuolo e poi Torino-Fiorentina, e alle 20:45 la partita tra America e Cina. No, aspetta che sì, no, è Bologna, non è Bologna-Milan, scusatemi. La redazione di Pordenone, Lucia, buon pomeriggio. La redazione di Pordenone sbaglia sempre. Cos'è? Bologna? Milan 2 volte. Sono È Milan-Sassuolo, scusate, Milan-Sassuolo. Sì, hai ragione. Invece è Bologna? Con chi gioca il Bologna? Adesso te la dico fra poco. Guarda, te la dico adesso: Bologna-Genoa. Bologna-Genoa. Le ripeto: Atalanta-Napoli, Bologna-Genoa, Cagliari-Crotone, Sampdoria-Palermo, Milan-Sassuolo, Torino-Fiorentina. Scusateci, ma questa è la redazione di Pordenone che fa di quegli errori clamorosi. Sì, sono distratti. Ecco. E come ho detto, stasera alle 20:45 USA contro Cina, cioè Roma contro Inter. Ah, benissimo. Forza Inda sembra. Esatto. Vediamo anche la classifica. Ovviamente mancano i 3 punti della Juve, partita che si è appena conclusa, quindi la Juve va a 18 punti, Napoli 14, Lazio 13, Chievo 13, Inter 11, poi Roma e Milan con il Bologna 10, Sassuolo 9, Torino 8 insieme al Genoa e Fiorentina, Cagliari Udinese 7, Atalanta Sampdoria 6, Pescara 6, Palermo 5, Empoli 4 e Crotone 1. molto bene il Crotone, lo vedo quest'anno, vada Dio. Soprattutto perché di l'Udinese, sì, ma l'Udinese comunque esperienza, però 7 punti ce li ha l'Udinese, voglio dire. Sì, ha fatto il suo. Ha fatto già il come suo, l'anno scorso ha vinto la prima di campionato. Perché dopo... io vi svelo un segreto: Renzo Danieluzzi è tifoso del Crotone. È vero, Renzo, ecco. Non c'è ombra di dubbio. Ma come mai sei partito così male quest'anno? Cos'è la prima volta dalla Serie A, l'inesperienza? Ci rifaremo a metà campionato. A metà campionato, Sì, partiamo da metà campionato in poi. Invece, Chiara, io non mi ricordo qual è la tua squadra del cuore. Ah, il Napoli, è vero? Sì, esatto. Il Napoli. Simpatizzo. Sai che oggi Higuaín ne ha fatti altri 2? Ah sì? Ha una media fantastica. Ha una media di un gol ogni 62 minuti, pensa. Vabbè. Beh, però anche il Napoli. Altre doti Higuaín pare, cioè nel senso che è un bel ragazzo, quindi Cioè, si no, salva. raccontaci, lei sa delle cose che a noi mortali non sono date da sapere. Dunque, quali
sarebbero le doti di Higuaín? Io non, l'ho visto una volta sola in foto, so Sì. che è un bel ragazzo, basta, Sì. però l'ho visto una volta di sfuggita. No, ma parlavi non so. di altre doti tu? No, questo l'hai detto tu perché No. sei malizioso. Ecco, Andrea? Io ho capito quello che hai capito tu. Anch'io. Anch'io. Scusate, sono in mezzo a 5 uomini E non ovvio sei che- contenta? Sì, Più chiaro. hai una figura dietro di te abbastanza, no? Hai tante? No, ma hai tanto. Sentiamo. Ciao GP. Siccome anche Vilma, Ciao, GP. anche Vilma è microfonata a Jacopo, che non lo so, o no? È meglio così. Anche lei è tifoso del Napoli? Assolutamente sì. E di questo Higuaín? Ma io spero che per fine campionato si rompa la tibia e il perone. Benissimo! Questo sì che è essere sportivi. No, Andrea? Non parlo. non Mi viene fuori l'antisportività. Io ho un sacco di amici napoletani che secondo me rischiano le virazioni a fine campionato. Comunque. Ma secondo me le altre doti di Higuaín sono il portafoglio. Il portafogli. Ma anche la casa di Torino mi hanno detto che è molto bella, eh. Ah sì? Sì, mi dicevano, no, Andrea, che a Torino ha una bicocca, no? Un 40 metri quadri. Il giusto. Il giusto. Sì, sì, In questi può. tempi cupi. In questi tempi di ristrettezze, no? Ecco. Dunque, come si diceva, non solamente in Serie A, allora andiamo a vedere subito cosa ci aspetta per quanto riguarda la Serie D. In Serie D si gioca la quinta giornata di campionato, mi sembra. Esatto, sì, hai ragione. 3 squadre friulane, ecco qua, grazie alla regia, bravissimi. 3 squadre regionali impegnate, ovvero sia il Tamai, la Triestina e il Cordenons. Gioca al Tamai, scusami. Il Tamai gioca. Cos'è scritto? Tocca a me a dirlo adesso, guarda, te le dico tutte e poi ti faccio anche la domanda da dove c'è una squadra. Abano, Carini, Pievigina, la prima che troviamo in lista, poi c'è Belluno Este, Calvino Ale di Gontina, Mestre Legnago, Montebelluna Cordenons, Tamai Arzignago Chiampo, Triestina Alto Vicentino, Vigasio Union Feltre e Virtus de Camp Campo d'Arsego. Campo d'Arsego. Perché Chiara, Eccola, sapevo io. Presente. io so che tu sei nel tuo più profondo io tifoso dell'Arzignano Chiampo. Guarda, sì. Chiampo. Ho mandato in stampa le magliette. Hai non andate via, perché verso che ora l'abbiamo messa non lo so. C'è una bellissima clip con Chiara che siccome la redazione di Pordenone mentre la faceva, no, la realizzava, mi hanno fatto vedere un preview e hanno chiamato come si chiama? Il defibrillatore. Sì. Ce l'ho. Ce l'hai? Vabbè. Poi siamo in piazza e ci sarà qua una postazione, anche perché vi ricordo che è in corso di svolgimento anche le giornate del cinema muto a Pordenone, che sono proprio davanti a noi. Sì, Soprattutto spero non ci sia l'intervista. si sente. Va bene, dunque abbiamo visto la Serie D, vediamo la classifica che ci fa vedere finalmente la Triestina, secondo me dove deve stare, ovvero sia ai piani alti. Triestina in testa prima di questa Esatto, giornata. con 10 punti, poi Mestre Campo d'Arsego con 9 punti, Este Union Arzignano Chiampo, Virtus sì. Con 7 punti, poi Abano Union Feltre insieme all'Alto Vicentino a 6, Tamai 5, Carini Pievigina 4 insieme al Belluno, il Cavinoale, Legnago, il Vigasio e il Vigontina, ultime a chiudere la classifica Montebelluna e Cordenons a 1 punto. Bene, vediamo anche la classifica della Serie D che l'abbiamo già vista benissimo, Giovanni. Bravo. Buongiorno. No, ma perché poi dovete sapere che è stato Andrea a fare l'aperitivo, non io. Io ho bevuto un caffè col Babu prima di andare in onda in diretta. Esatto. E mi sto sbagliando io. No, Vai tranquillo. a posto. Allora, eccellenza, in questo caso eccellenza ovviamente del Friuli Venezia Giulia, si gioca la quarta giornata, vediamo, si è giocato ieri in anticipo, come vedete, Sì, allora esatto. Carlo, prego. Allora, ieri l'anticipo ha visto vincente il Lumignacco sul Tor Viscosa in casa del Tor Viscosa 1-0 con il gol di Godeas. Stranamente, è non quel segna famoso Godeas. sempre quello. Famosissimo Non- Dennis Godeas. Dennis segna Godeas sempre che lui. non segna proprio mai, oggi Esatto, ne segna sempre lui. nel frattempo il Boots sta ricevendo una chiamata, se Sì, volete. rispondi pure Boost, No, facciamoci se gli vuoi in affari diretta, tuoi. facciamo- Non posso rispondere a questa chiamata, ci sono troppi interessi in campo. Va bene, no, andiamo avanti con la giornata, con la quarta giornata dell'eccellenza, quindi Gemonese Virtus Corno, Lignano Cras Repen, poi Manzanese Tolmezzo, San Luigi Fontana Fredda, 13° Muzzane, Union Pasiano Chions, Vesna contro Gradisca. Bene,
Vediamo la classifica anche dell'eccellenza. Momentaneamente il Lumignacco raggiunge il Charlis Muzzane. Beh, sì. La sai a memoria? L'ho fatta stamattina, la redazione me l'ha fatta vedere stamattina, quindi. E infatti è vero, il Muzzane e il Lumignacco sono a 9 punti in testa alla classifica, poi c'è il Chions a 7, a 6 punti troviamo il Krafen, esatto, San Luigi tredicesimo a 6 punti, quindi Gemonese insieme al Tor Viscosa a 5, poi Union Pasiano, Fontana Fredda a 4, Virtus Corno 3, Tolmezzo 2, Lignano, Gradisca, Vesna 1 punto, a 0 punti Manzanese. Bene, arrivano naturalmente i primi messaggi, i numeri per mandarci messaggi o WhatsApp li vedete scritti qua sotto, cioè di qua. Non lo becco mai, proprio. No, ti fanno le finte. Ma mi dimentico che è a specchio, no? Cioè io devo girare. Ecco, questi qua sono i numeri: 348 294 7672. I primi messaggi, il primo in assoluto che è arrivato era 3 minuti prima che cominciassimo. Rivo, son qua. Non è male. Naturalmente ero io. Altro messaggio: ciao, volevo dire che oggi in trasmissione ci manca la nostra bellissima Pamela, spero di rivederla più presto in trasmissione. Come ho detto all'inizio, Pamela oggi per problemi di lavoro, ovvero sia il suo turno di lavoro, per il suo lavoro appunto non è potuta esserci, la salutiamo, magari ci sta guardando. E poi questo messaggio è eccezionale, ciao al mitico GP, non è eccezionale per questo. Forza Juve 3-0 sull'Empoli, grande Dybala e Higuain in prima visione, la coppia HD. In prima visione la coppia HD. Higuain Dybala. Higuain Dybala. Vedi, ma io non so perché non sono juventino, no? HD per me è Sky HD. Ok. Siamo noi che usciamo in HD. Ma il bello del messaggio è questo. Tanti saluti al mio caro cognatino Buz e al futuro juventino Marco Babuì. Ciao da Mauro, il principe del giardino da Fiume, Mandi. È mio cognato, Ecco, senti, ma io non sapevo questa cosa di te, sai? Dove è un microfono, Chiara? No, raccontaci questa evoluzione della specie. Da Milan a Juve. Da Milan a Juve, no, c'è già stato qualcuno che l'ha fatta, no? Da Milan. No, da Juve a Milan ha fatto lui, no? È una cavolata. È una cavolata, non è vero, smentisci categoricamente. È venuto allo Juventus Stadium con me, l'ho portato anche in tribuna Sivori. Confermo. In tribuna Sivori, sì. A vedere Juve e Fiorentina. Benissimo. Allora, come sapete, se mi passi quella penna verde là, grazie Carlo, vedete che siamo proprio in famiglia qua dal Bar Posta, un posto che naturalmente tutti noi frequentiamo spesso a Pordenone. Come sapete c'è il gioco più intelligente che mai la storia della televisione abbia avuto, no? Ovvero sia il nostro gioco 1x2 che è fatto apposta, poi dentro al Posta. Non era male questa tautologia. Che parole difficili, aspetta che devo abbassarmi. Dicevo, l'1x2 che è un noto aperitivo, l'1x2 anche Renzo, vero? Cioè molto molto buono. E in realtà è il nostro gioco, ovvero sia 1x2, semplicissimo, 2 partite, dovete mandarci un messaggio per indovinare la partita secca, quindi 1x o 2, le 2 partite che adesso andiamo a vedere grazie anche alla regia. Naturalmente mettiamo Atalanta-Napoli, visto che la Juve ha già vinto, mettiamo Atalanta-Napoli per dare la possibilità anche a tanti tifosi napoletani, vero Vilma, di giocare. E poi la seconda, visto che le partite di oggi pomeriggio non sono proprio eccezionali, abbiamo messo Roma-Inda che si giocherà alle 20:45, Forza-Inda, e poi vedremo le quote che sono bellissime, le quote naturalmente col servizio da Casarsa. Come al solito si vincono 6 bottiglie di vino firmate, brandizzate Pascià. Ecco, nel frattempo stiamo vedendo le quote di Atalanta-Napoli, noi usiamo un'altra azienda, non la BetClick. La prossima le faccio io però a Casarsa. La prossima cosa fai tu? Le quote. Le quote le fai tu? Vado io al posto. Vai tu con la Chiara? Sì. Perché dopo abbiamo un'altra Chiara, solo che lei è Chiara vera, tu sei Chiara scura, lei è Chiara, hai capito? Allora, cominciamo a giocare. Bus, sono curioso di sapere, Atalanta-Napoli. Atalanta-Napoli, io spero uno fisso. Uno fisso. No, devi giocare per vincere, non per sperare. Giocare e sperare. Ah, ok, bene. Giocare e sperare. È azzardo, quindi uno fisso. Ecco, per quanto riguarda invece Roma-Inda? Forza Inda. Sono veramente in difficoltà. Sì,
non le sopporto entrambe, ma diciamo nel dubbio spero che segni Totti per i suoi 40 anni. Esatto, così fa un po' di festina stasera. Sì, che in effetti hanno fatto una grandissima partita, no? in Champions la Roma, solo che con Totti Astra Giurgiu In Europa, che praticamente in Europa League, scusami. Astra Giurgiu, La Giurgiu sì, gioca in eccellenza in Romania. Romena. E lui ha fatto due assist, quasi 3, no? Ha preso un palo ma non ha segnato, mi sembra di ricordare, no? Ecco. Carlo, i tuoi pronostici? Atalanta-Napoli. Atalanta-Napoli io prevedo No, aspetta, non ho capito. Allora, Roma-Inter? 1 Roma. 1. Prego. Io prevedo un 1 anch'io, Atalanta-Napoli. Sì. Perché l'Atalanta non è una brutta squadra. Roma-Inter prevedo un 1. È uscito il tifoso che è in me, lo so, esatto. vabbè, adesso non volevo dirlo così spudoratamente. Quindi Atalanta 1 e Roma. La Vilma ti sta guardando male, Lo so, ma abbiamo già discusso prima, quindi non c'è problema. Vilma, ti sta guardando particolarmente male, Con oserei l'occhio dire, in questo iniziato, momento. Particolarmente male. Ma anche i miei amici napoletani. Ecco, stava ragionando. sulle quote. Se effettivamente vincesse l'Atalanta ci sarebbero qualche soldino. Beh, in effetti è vero, perché poi vedremo che è molto alto, sì, non è ai livelli di Udinese Juventus dell'anno scorso, 10 euro, che era 500. 15, la vittoria dell'Udinese in casa, però è abbastanza Se alto. giochi 10 euro ne porti a casa 500. No, con l'Atalanta no oggi. Sì. No. Dopo non Le posso hanno svelare. aumentate? Dopo vediamo con Chiara. Renzo, tu che sei esperto del calcio. No, allora, secondo me il Napoli vince, no? Ecco. Quindi io tifo Napoli. Ma no! Roma-Inter, mi dispiace per la Blasi, per la Ilari, però Forza Inter. Forza Inda si dice, non si dice Forza Inter. Forza Inda. Allora 2. Chiaretta. Sì, Beh, Atalanta-Napoli penso che sì. vince Napoli. Vince il Napoli, ovvio. Il Buzzi ti ha guardato malissimo in questo momento, Beh, passa, ragazzi. Ti passa il Buzzi. Prima di arrivare. Figurati. Roma-Inter, la Roma. Roma-Inter la Roma. Allora, noi ci fermiamo. Guarda che bravo, Lucia. Ma complimenti, non ti riconosco. Perché mi sono messo in collegamento wifi con la redazione di Pordenone, che è qua a perché 4 qua il passi. satellite prende bene. Esatto, e siccome sai che c'è il tradizio altissimo, arriva da là mi hanno informato che adesso cosa c'è adesso? Spritz Aperol? No, al Posta. Dopo prendiamo un ragazzo del Posta, un collaboratore del Posta, e ci facciamo raccontare anche un aperitivo particolare qua del Posta. Noi ci fermiamo per pochissimi istanti perché ci sono gli amici che ci consentono di fare questa trasmissione, ovvero sia le aziende che ci sostengono, e dopo saremo ancora qua perché bisogna finire di fare il gioco. Io me ne vado a Casarsa da Pordenone e vedrete che a Casarsa è tutto un altro tempo. Stavolta voglio vedere quanto ci metti. Io non so, vedrai dopo quando ci metto, e quindi non andate via, guardate i nostri consigli per gli acquisti e come domenica scorsa agevoliamo la pubblicità. Prego Lucia. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso, e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche. Il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Materia, anima, cuore. Podere dell'Angelo, un luogo straordinario dove trascorrere momenti speciali all'insegna del gusto. La cucina di Carlo Nappo, prodotti naturali e materie prime selezionate, rigorosamente di stagione, per proporvi piatti unici accompagnati da ottimi vini. Podere dell'Angelo, le camere uniche e originali e il centro benessere. Vincenzo, Carlo e tutto lo staff vi aspettano al Podere dell'Angelo. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure.
Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Colorati, sportivi, divertenti. Sono le scarpe e gli accessori bimbi più ricercati. Fioretti, calzature per bambini. Le scarpe per far crescere correttamente i piedi dei tuoi bimbi. Con colori, forme e look per ogni situazione. Fioretti, calzature per bambini. Tutte le novità firmate Saucony, Naturino, Liu Joe, Date, Crime, Andrea Morelli, Geox. Fioretti, calzature per bambini. Nel centro storico di Pordenone. Piatti tipici della tradizione friulana e non solo, il pescato giornaliero, sempre di prima scelta, alla catina, carni alla brace, antipasti, pasta e dolci fatti in casa. Alla catina, una vastissima gamma di pizze, per tutti i gusti, gusto e creatività della pizza, l'evoluzione della tradizione. Alla catina, in centro storico a Pordenone. La tua immagine, lo studio e la scelta dei prodotti migliori. The Shop, un team competente studierà con te la soluzione migliore per realizzare il tuo abbigliamento personalizzato. T-shirt, camicie, felpe, giacconi, caps, adesivi e gadgets innovativi. The Shop, le migliori stampe con una nutrita selezione dei prodotti migliori. The Shop, ci trovi a Pordenone. Uno stile inconfondibile, classico, sportivo, giovane, dinamico. Fioretti, valigie e non solo. Le borse, i portafogli, le valigie, le 24 ore, le cinture, gli ombrelli, gli accessori moda per una personalità unica. Fioretti, valigie e non solo. I brand più rinomati: Samsonite, Desigual, Biblos, Mandarina, H2O, Stamps. Fioretti, valigie e non solo, nel centro storico di Pordenone. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Naturalmente, come vedete in sovraimpressione, siamo nel salotto bellissimo di Pordenone, ovvero sia al Bar Posta in piazza 20 settembre. Io vi invito a passare a trovarci, a bere una cosa qua con noi, a fare 4 chiacchiere. Una cosa molto molto bella successa la settimana scorsa, grazie agli amici del San Lorenzo, ASD San Lorenzo. Ce la racconta Babu. Prego Marco. La cosa molto bella è stata questa: abbiamo fatto un torneo di calcetto nel nostro nuovo campo di erba sintetica, dove verrai a trovarci una volta. Assolutamente. Sì. Il problema non è venire e riuscire a tornare a casa da quel campo, ma non importa, visti i chioschi fornitissimi. No, ecco. non è vero. Non è vero? No. Abbiamo fatto questo torneo di beneficenza e abbiamo devoluto l'incasso alle popolazioni di Amatrice. Ecco, ma l'importante è intanto la cifra, che è particolarmente... Sì, quasi 2.000 euro. Quasi 2.000 euro. E poi come avete consegnato questi soldi? Venerdì sera, prima della partita di campionato nostra, abbiamo dato all'assessore Lo Perfido e De Bortoli, quindi commercio e sport, e l'assegno direttamente nei loro mani, quindi arriverà, speriamo, presto ad Amatrice per fare qualcosa di importante. Ecco, speriamo naturalmente che gli amici di Amatrice quanto prima riescano ad entrare, se non altro, in queste case di legno di cui si sta parlando, perché là sicuramente la temperatura non è come qua, che ci consente il 2 di ottobre di stare in giacchetta ancora estiva, e
stare all'aperto. Comunque Babu, sei gobbo dentro e anche fuori, mandi dal barzo, ecco. Così ho dei brutti compagni di squadra. Hai dei brutti compagni di squadra. E poi Babu, Babu, scusami, mi si ingambera la lingua. Ordinami un branca con ghiaccio, grazie da Zizou. Eccoci. E poi ancora Boost, sempre bello e vincente con i tuoi pronostici. Dai, muovite, dai, ti aspettiamo. Chi? Non lo so, qua se vuoi ti faccio vedere il numero. Ok. Hai capito? Mi stanno aspettando ancora il pranzo che ho abbandonato. Benissimo, vedi. Quello che mi risulta strano è che non arrivano di solito quando ci sono bellezza femminile, quindi Vilma e Chiara, arrivano messaggi per loro, no? Niente. C'è tempo. Comincio ad avere qualche sospetto. No, vabbè. Ti ricordi che l'anno scorso sono tutti 5.000. Tu sì, l'anno scorso sì. Allora Babu, tu non hai giocato al gioco? No. E devi giocare al gioco. Infatti dedico il pronostico ai miei compagni di squadra del San Lorenzo, infatti, quindi assolutamente Napoli 2. Sì, quindi Napoli che vince a Bergamo sicuramente. E Roma Inter 1 fississimo, cioè proprio questo non deve succedere altro. Questo è dovuto dal fatto che tu sei un bieco rossonero, ovviamente. Assolutamente sì, benissimo. Prego. O anti-interista, vabbè. Visto che si parlava di comune e quant'altro, di donazione, saluto il sindaco che ci sta ascoltando. Benissimo, salutiamo anche il sindaco, un saluto ad Alessandro Ciriani. Adesso io voglio sentire i pronostici di Riccardo Riem, che se Babu è gobbo dentro, lui è di più, no? Esatto. Allora, il primo importantissimo, Atalanta-Napoli. Per me viene fuori un pareggio, 2-2 secondo me. Mentre alla sera purtroppo Forza Inter. Secondo me vince l'Inter stasera a Roma. Ah, dai, non può vincere sempre quelle contro le grandi squadre. Ma un grande allenatore, perché De Boel un grande allenatore. L'Inter stasera al completo, quindi secondo me vince Roma. Sì, c'è da dire, in effetti, no? Ci sono state tante critiche dopo la sconfitta in Europa League dell'Inter. C'è da dire che non possono schierare João Mario. Sono 3 giocatori. Il brasiliano Gabigol. Sì, Gabigol è un terzo. Gabigol, non è colpa mia se si chiama Gabigol. Al momento si chiama Gabi, perché di gol non ne ha fatti. Sì, esatto. Allora, nel frattempo noi vi informiamo del pranzo mancato del Boots. Noi siamo già al secondo Movete. Ecco. Potresti farti abbiamo mangiato molto leggero, ma era un pranzo per i 50 anni di matrimonio dei genitori di un mio amico, non potevo mai. Allora, come si chiamano i genitori? Adriana e Mauro. Un applauso per i 50 anni, perché arrivare a 50 anni sposati nel 2016 penso che sia un record mondiale. Si sono sposati prima loro. Cosa c'è, Carlo? Sono sposati nella vecchia generazione. Sì, quello è vero. Allora, andiamo qua adesso anche dai nostri amici musicisti, che io so che loro sono assolutamente patiti di calcio, soprattutto Iaco è patitissimo. Soprattutto la napoletana in mezzo. Le vede tutte, no? Allora, un microfono per cortesia, grazie Ricky. Allora, vediamo con Massimo. No, tu facciamo così, i tuoi pronostici, Massimo. Atalanta-Napoli. Sarà una X. Atalanta-Napoli X. È per fare felice Vilma. Sì, avete visto mezza felice. Con pugno di Vilma, ovviamente, che io immagino cosa dica lei Atalanta-Napoli. E invece Roma-Inda? 1. Benissimo, Vilma, Atalanta, sono curioso. Ho un sospetto, no? Ma sono curioso di Guarda, io sono sapere. veniale, ho scommesso sull'Atalanta, quindi spero che vinca l'Atalanta, così becco un bel po' di soldini. Addirittura, io ero convinto tu mettessi 2 secco, visto che sei napoletana, no? Sì, ho capito, ma mica faccio beneficenza. 1. E Roma Inter 1-1. Benissimo. Adesso il più esperto di tutti mi ha confessato prima di accendere le telecamere che non ha neanche il televisore a casa. Come hai fatto a proposito con la bolletta dell'energia? Che non hai il televisore? Hai mandato Ho mandato la famosa lettera e penso che non sia arrivato nulla sulla bolletta della corrente elettrica, infatti non c'è. Ecco. Non ho il televisore, quindi perché devo pagare? Infatti appunto è uno dei pochi, penso. Anche un tu, Luciano, non hai il televisore connesso a internet, ma Sì, non è anch'io ho fatto l'esenzione. Allora, Atalanta-Napoli X. e invece Io dico un pari.
e invece la sera cantante Roma oggi Inter? non canterà. 1-1. Roma Inter 1. 1. Andrà così, sono convinto. Quindi pensate che questa sera non c'è nessuno che dice che va a finire pari. Tanti dicono 1, pochi dicono 2. In realtà è solo Renzo e Riccardo che dicono 2, tutti gli altri danno l'Inter sconfitta. Ecco. E cosa volete farci? Quindi, visto che io sono qua vicino ai musicisti, Andrea... Sì, aspettiamo che la Vilma ce le suoni, insomma. Adesso la Vilma ce le suona, però prima volevo leggere questo. Boots! Babic, il Fabri vi aspetta per aperitivare assieme alla Mora. Chi è la Mora? La Chiara. La Chiara l'unica scura. Mora presente. Sì. Belli e bravi e simpatici, ma la Mora portatela in aperitivo. Chiara, cosa vuol dire portatela in aperitivo? Questo non lo saprei cosa voglia dire. Probabilmente che voleva dire di portarla via con noi, di portarti via con noi a fare l'aperitivo più tardi, no? Certo, grazie. Ecco. Tu sai che a che ora si parte, il problema è quando... No, non si sa che ora si torna. No, assolutamente, questo è un grandissimo problema. Io ho parcheggiato qua per sto giro su. Da qua la mia macchina. Bene, allora cosa facciamo? Io direi che prima di andarmene a Casarsa ascoltiamo questi alt, perché poi vi sveliamo perché è alt. È vero che è Acoustic Live Trio, ma in realtà c'è anche un altro significato, ma non ve lo diciamo adesso perché sennò finisce il gioco e la suspense, si diceva negli anni 70 mi sembra, no? La suspense. E allora cosa ci regalate, ragazzi? Noi facciamo una versione lounge di Happy, famosa colonna sonora del film Cattivissimo Me. Lui non ha la televisione, io non vado al cinema, quindi siamo a posto. Comunque sicuramente è una bella canzone. Prego maestri. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine she is, you can take it. I'm not the fellow that go to space with the eyes. I don't care, baby, by the way, because clap alone if you feel like I know without of you. Because I'm happy. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap alone if you feel like that's what you wanna be. Here come the news, talking this and that. I gave you gold, I don't hold it back. Well, I sure probably wanna you are just fine. No fuse, don't waste your time. It's why, because I'm happy. Alone if you feel like I know without you. Because I'm happy. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap alone if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can nothing bring me down, my little eye. Bring me down, can nothing bring me down. I said I'm happy. clap alone if you feel like a room without you. Because I'm happy. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy.
Never know if you feel like that's what you wanna do. Bravissimi, veramente bravi. Oh, allora, grande voce. qua arrivano un sacco di messaggi e il Babu ha detto, Marco ha detto che andava via, in realtà è al di là del banco del bar con un mezzo litro in mano classico, no? aperitivo. Facciamo una foto. Allora, adesso vi facciamo la foto e poi ve la facciamo vedere, vado via, in realtà è là dietro. Allora, aspetta, perché sono arrivati un sacco di messaggi, spero di riuscire a leggerli tutti e di non perdermi per strada. Dite al Booth che se non esclama in diretta Foggia Inda, gli cambio la destinazione urbanistica del negozio a zona agricola, da Alessandro C. Riani. Che è il sindaco, ovviamente. Io sono contento di coltivare pomodori e cetrioli e aspetto solo la destinazione agricola e col trattore verrò a prenderti e andremo a coltivare insieme, ma non dirò mai Foggia Inda. No, in realtà l'hai detta, In realtà no? l'ha detto, sì, ormai lo so. è fatta, e salva. Allora, un altro messaggio, un saluto a tutti e a lei, ovvero sia la Chiara. Fa ancora la prova di vani, Chiara? Fai ancora le prove di vani? Sì, certo, Sì. ma bisogna cambiare divani. Bisogna cambiare i divani, assolutamente bisogna cambiare i divani. E poi vediamo ancora messaggi che arrivano a manetta. A manetta. Giovane. Babu e Bus schierati a presepe, saluti da Super Bissa. Ciao Bissa. Ciao. Bissa. Il grande Bissa. E poi andiamo, qua ci dicono quello che diceva del secondo, Sì. no? Muovite che siamo già al secondo, dice la Mora. Viene solo la Mora, ok, dai. Solo la Mora vuole lui. È gettonata. Poi non so perché Barzo ci manda un messaggio, non si può sentire. In che senso, Barzo? Cioè, raccontaci cosa significa. Non si può Probabilmente senza audio sulla televisione. No, si sente, mi sembra, almeno. Sì, si sente perché noi abbiamo il ritorno qua. E qua io sto sentendo. No, ma lui è senza audio sulla televisione. Ah, lui è senza audio sulla televisione, ho capito. No, perché è un po' difficile da capire a volte questi messaggi. Atalanta in vantaggio. Atalanta in vantaggio, dramma napoletano. Non volevo dire niente, però. Carlo, ti sei perso le cose. Sei intrigato? Allora, stiamo guardando Manchester. Lui mi sta dando i risultati di Serie A e io sto guardando i risultati della Serie D ed eccellenza. Non è che posso vedere tutto. Comunque Atalanta in vantaggio, sì. Allora, un messaggio per gli amici della SD San Lorenzo. Babu, domenica dopo la partita vogliamo costata e patate al forno, non la tua solita pasta scotta. Ecco. Quindi anche, vedete, è una trasmissione di servizio. Quindi gli amici che vanno a vedere il San Lorenzo vogliono assolutamente prossima settimana hai capito cosa, no? Allora, Bene. c'è un. Aspetta che controllo. Ancora sì, un messaggio, scusate, un saluto a tutti. Un saluto a tutti, mi sono perso nei meandri del mio telefonino, da Maurizio mi sembra, e a lei, cioè a te. Ah no, questo l'ho detto prima, quindi mi manca uno. Vabbè, no. Fai con calma, nel non ho frattempo capito. io che tu cerchi il messaggio ti do un risultato per quanto riguarda l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Il Vesna è in vantaggio col Gradisca 1-0. Vesna in vantaggio col Gradisca 1-0, quindi comincia l'eccellenza a muovere. E anche il 13° in questo momento con il Charlins. Charlins Bussane. Charlins. Quindi questo è un risultato. Il Charlins è squadra internazionale. Il famoso Charlins, sì. Che Io è già tanto che parlo veneto, cioè, se devo anche mettermi in friulano. Charlins Bussane è Charlins. Allora, lei adesso ti spiega, Chiara, Che è napoletana, lo che ricordiamo. due località sono in italiano Charlins Mussane, perché lo dice il termine, quindi Charlins è Carlino, bravissima, e Mussane sarà Muzzangeles. Muzzangeles, esatto. Questa nuova. Beh, un po' sì, perché il presidente della squadra, il dottor Vincenzo Zanutta, che salutiamo naturalmente, è un po' dalle parti di Los Angeles. Sì. Los Angeles. Muzzana del Turniano. Parli bene oggi. No, oggi sono particolarmente. In forma, No, sono un po' ansioso perché non è ancora bevuto. Avere te in trasmissione mi mette sempre un po' di. No, di ansia, di. Così. Fatti un bacetto. No, ma anche perché io purtroppo.
Si chiama testosterone, mi suggeriscono. Bene, allora io mi fermo, me ne vado a Casarsa, Carlo. Vedrai quanto sto ad andare a Casarsa, perché adesso vi diamo le quote dell'1x2, quindi da quelle capirete qual è la squadra più data favorita in queste due partite che abbiamo messo appunto all'interno del gioco, ossia Atalanta-Napoli e Roma-Inda. E vedrete soprattutto la quota della vittoria dell'Atalanta. Io me ne vado a Casarsa e ci vediamo tra poco. Qua bisogna prendere gli integratori perché non siamo pronti al freddo. Io non sono pronta al freddo. E oggi è il 2 ottobre e nonostante tutto a Casarsa. Influenza. Lo senti che voce che ho? A Casarsa splende sempre il sole perché? Perché? Perché c'è la principessa Fatina Bionda, la Chiaretta. Ciao dal Pascià. Buongiorno. Com'è? Tu bene, vedo. Benissimo, fantastico. Come scusa? Benissimo. Allora, siamo con il nostro appuntamento quotidiano, che quotidiano? Domenicale. Domenicale. Ok. Con l'1x2. C'è chi va a messa, c'è chi. Ecco, chi viene a Casarsa come me, che poi, caro Silvano, Ciao Silvano. è tutta una scusa il gioco. Io vengo qua solo per stare un po' con la Chiara. Mimo, scusami. Ma che cavolo mi frega del gioco a me, voglio dire, no? Già Allora, meglio, già meglio. 1x2 di questo 2 ottobre. Nel pomeriggio ci sono partite un po' così. Niente. E allora si gioca con due partite. Una ovviamente è Atalanta-Napoli. Esatto, Perché? molto bella. Perché? Perché Atalanta-Napoli? Non hai preparato tutto. Non ti ho preparato tutto. Mannaggia. Perché il Napoli è primo in classifica. Secondo. Però soprattutto durante la settimana Ha fatto una gran bella partita perché ha vinto 4-0. a 2. Ne hanno presi 2 agli ultimi minuti. Beh, io mi ero fermata prima per quello. Tu eri andato a dormire prima. Sì, in Champions League ha pieni punti, quindi grande Napoli, nonostante quest'anno non ci sia più lui. Non dirmi Maradona che da un po' che non c'è. Chi non c'è più al Napoli? Higuain. Applausi, Ragazzi, applausi. qua Qua si mastica calcio, ma di quello veramente è l'Atalanta che insomma comunque ha una bella classifica per essere una di quelle squadre partite per non retrocedere. Allora vediamo le quote di questo Atalanta-Napoli. Povera Atalanta, l'1 è dato a 6. Beh, non è... Vabbè. Sì, non è facile. Vabbè, Non è ma facile, col ma- Napoli. Allora, l'X è dato a 4, il Napoli vincente 1,57, che non è poco comunque. Beh, insomma, io gioco... Ma ci sono altre partite che sono quotate 1,19, 1,07. Ma se io gioco 10 euro ne vinco 11,50. No? 15,70. Ah, scusami, è 1,50. È 57. Ah, avevo capito, scusa. Vabbè, insomma, vinco 5 euro. Però se gioco, Mi aprite il gelato. se gioco 10 euro sull'Atalanta... Lì mi portate a mangiare il pesce e la pizza. No, pesce non ce la si fa con te, la Io pizza. sì. Io posso mangiare. Voi guardate, io posso mangiarlo. La seconda partita, non essendoci belle partite nel pomeriggio, abbiamo scelto una partita che diciamo è il clou, no, di questa domenica, ovvero sia Roma... Inter. Forza Inda! Allora, Si dicono certe cose. Forza Inda! Domenica scorsa al centro commerciale eravamo in diretta. In 2 ore e mezza di programma abbiamo trovato solo un interista. Allora, o si vergognano. No, si stanno nascondendo dopo l'ultima batosta. Hanno preso una batosta? Sì, no? sì, hanno perso. Dove? So che hanno fatto 4-0. No, 3-1 hanno perso. Ma che brava, ce l'ho su col 4. No, ma è una bellissima città storica dell'est Europa. Una delle più belle probabilmente. Praga? Bravo. Sei da applausi. Ragazzi. Allora la geografia e la storia la conosci perché Madonna. una delle... E schedine non ne becco neanche una, però. Ma poi secondo te perché la squadra di Praga si chiama... Sporting Praga Lisbona. No, quello è Sporting Praga ed è di Lisbona. No, si chiama come un'antica città greca. Che non è Atene, quindi è... Sparta. Sì, perché si chiama Sparta Praga? Ecco, Sparta Praga.
Allora, se da casa sapete perché si chiama Sparta Praga, Illuminateci. sì, fatecelo sapere, perché anch'io non lo so, non era una domanda... Ah, ok. No, non lo so neanch'io, perché si chiama Sparta? Forse perché là sono tutti guerrieri, Se lo dicono loro. tutti sulla rupe Tarpea. A Sparta c'era la rupe Tarpea, dove buttavano giù bambini che nascevano un po' così. Vabbè, torniamo al calcio, torniamo alle quote. Allora, Roma, Forza Inda! No, allora, la Roma Forza Roma è data 1,95, quindi buono. Il pareggio 3,50, l'Inda sta a 3,90. Inda 3,90! Male. Inda 3, ma come dicono loro? Chi? Tre. I cinesi, come dicono la R? L. Quindi tle. Inda, tle e... Tle no. Dai. Magari facciamo brutte figure. Vabbè, li facciamo di domenica. 3,90. Allora, devo dire che la settimana scorsa c'è stato una persona che ha vinto il gioco. Sì, però... ma questa l'ha vinta almeno 10 volte. Allora, se vincete una volta il gioco, non potete tornare a giocare, dovete dare la possibilità anche agli altri di giocare, no? Allora, io ringrazio gli amici che giocano, che hanno già giocato, però purtroppo il premio va assegnato solamente a chi gioca per la prima volta, cioè a chi vince per la prima volta, perché sennò dopo vi fate veramente la cantina. Con che cosa? Con 6 buonissime bottiglie di Pascià, di vino targato Pascià. Beh, ma scusa, se vince tante volte si becca i diversi tipi di vino, no? Ma non può vincere una volta sola, il gioco si è fatto così. Dividi. Ascolta, ma gliele porti a casa tu? No. Allora io non se non me le porta... Darmele, dopo... Cioè... Le bottiglie. Le bottiglie. No, perché altro non c'è, mi dispiace, non è che posso dare altro. Allora nel frattempo ci passa vicino un bel trattore perché siamo qua a Casarsa dove? Città del Vino, se non è qua. Ecco, però siamo sulla Pontebana. Ecco. Strada statale SS13. Io me ne torno al bar Posta, dal bar Pascià, perché siamo in diretta da là questo pomeriggio. Passi a trovarci? Più tardi. Io sono qua con la Fede. Che la Fede, carina. Con la Fede. E quindi se non avete niente da fare, non volete andare a vedere lui, fermate qua, no? Siamo qua sole solette, non sappiamo cosa fare. Bene, allora l'appuntamento è per domenica prossima, mi raccomando, giocate e venite a trovare Chiara e Fede. Ecco. Che venite a offrire da bere a loro due, così stasera vanno a casa cappottate, va bene? Che facile, non ci vuole molto, ve lo dico. Almeno per me. Ciao da Casarsa. Ciao. Quindi avete visto? Intanto Carlo hai visto che veloce che sono tornato da Casarsa? No, sì, che poi mi sono anche cambiato, sì, perché esatto. a Casarsa c'è il sole. Hai visto che c'era il sole? Oltre a... dov'è il microfono? Perché voglio chiedere dei pareri, no? Abbiamo il maestro della fotografia qua. Sì. Che bel viso ha la Chiara, vero Renzo? Guarda, è bellissima, io non l'avevo mai vista di persona, oggi la vedo per la prima volta e posso dirlo veramente che bella, com'è bella la sua sorella. Perché la cantante è sua sorella. Sì, Chiara e Vilma. Ma poi una anche bionda, dell'altra una Chiara, la Chiara bionda che abbiamo visto, com'è secondo te vista in televisione? Lei potrebbe fare qualcosa di interessante. Lei, sì. Ecco. È molto spontanea, molto... Solo che nonostante lei è molto, nonostante non sembri, lei è molto timida, infatti l'ho invitata 1000 volte in diretta e non vuole venire in diretta. Facciamo solo questi collegamenti in diretta, che in realtà non è diretta, ma noi facciamo finta che sia diretta. Allora facciamo così, me la porto Ho un super gol. E gli offriamo un shooting. Perfetto, Carlo. E lei? Io meglio di no, perché rovinerei la tua arte fotografica, lei sicuramente sì. Carlo. Ho un super gol in questo momento, Zubin porta in vantaggio il Cordenons. Facciamo un applauso che il Cordenons va in vantaggio per la seconda volta, perché anche con la Triestina era andato in vantaggio, poi è finita malissimo. Il mitico Zubo Gol porta in vantaggio, che poi io ci tengo un po' al Cordenons, visto che ci abito da qualche anno. Esatto. Ciao Giovanni, non c'è Pamela oggi? Ci sarà la possibilità di farla diretta da Trieste? Speriamo di sì. Guarda, noi stiamo cercando di far di tutto per venire in diretta anche da Trieste. Come vedi purtroppo non c'è Pamela perché, come dicevo in apertura di trasmissione, aveva un impegno di lavoro e probabilmente Pamela ci sarà domenica prossima, ma lei facendo dei turni è un po'... diciamo che va un po'...
a macchia di leopardo, si può dire? Ok, siccome so che la pubblicità incombe, ti do velocemente l'aggiornamento dell'eccellenza perché hanno segnato a raffica. Vai. Allora, Gemonese Virtus Corno 0-1, Manzanese Tolmezzo 0-1, San Luigi perde in casa col Fontana Fredda 0-1, 13° Ciarlins 1-0 e Vesna Gradisca 1-0. Questi sono i risultati momentanei per quanto riguarda l'eccellenza. Allora invece vediamo cosa succede in Serie D, a parte appunto il Cordenos che è andato in vantaggio con gol di Zubin, quindi che poi è uno scontro diciamo delle ultime due classifiche a Montaballuna, sì, sì, ecco. Non è successo niente. A parte quello, è solo cambiato il Cordenos. Non è successo niente. Esatto. Non è successo niente. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante. Mi raccomando, come al solito, guardate e soprattutto andate a trovare i nostri amici, i nostri sponsor, le nostre aziende che ci consentono di essere sempre in tour. E naturalmente, grazie ancora al Bar Posta che ci ospita questo pomeriggio. E tra pochissimo saremo di nuovo in diretta, parleremo di tantissime cose con tutti gli aggiornamenti. Abbiamo sempre la clip di Chiara da farvi vedere. Ma tu pensi che si possa far vedere a quest'ora Chiara o dobbiamo mettere il bollino rosso? Abbiamo già il marchio rosso. No, ma c'è già il marchio di TPN rosso, no? Quindi. No, non è niente di. Ma tu non sai che la redazione ti ha fatto uno scherzo? Non è che avete usato Photoshop e mi avete. No, la redazione ha fatto uno scherzo, ti ha mandato un video, una clip a te, in realtà ne va in onda un'altra. Vera giura? Giuro, no, assolutamente no, non facciamo queste cose. Allora, ci lasciamo per un attimo, a tra pochissimo qui in diretta dal Bar Posta in piazza 20 settembre a Pordenone. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Materia, anima, cuore. Podere dell'Angelo, un luogo straordinario dove trascorrere momenti speciali all'insegna del gusto. La cucina di Carlo Nappo, prodotti naturali e materie prime selezionate, rigorosamente di stagione, per proporvi piatti unici accompagnati da ottimi vini. Podere dell'Angelo, le camere uniche e originali e il centro benessere. Vincenzo, Carlo e tutto lo staff vi aspettano al Podere dell'Angelo. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Colorati, sportivi, divertenti. Sono le scarpe e gli accessori bimbi più ricercati. Fioretti, calzature per bambini. Le scarpe per far crescere correttamente i piedi dei tuoi bimbi. Con colori, forme e look per ogni situazione. Fioretti, calzature per bambini. Tutte le novità firmate Saucony, Naturino, Liu Joe, Date, Crime, Andrea Morelli, Geox. Fioretti, calzature per bambini. Nel centro storico di Pordenone. Piatti tipici della tradizione friulana e non solo, il pescato giornaliero, sempre di prima scelta, alla catina, carni alla brace, antipasti,
pasta e dolci fatti in casa. Alla Catina, una vastissima gamma di pizze. Per tutti i gusti, gusto e creatività della pizza. L'evoluzione della tradizione. Alla Catina, in centro storico, a Pordenone. La tua immagine. Lo studio è la scelta dei prodotti migliori. The Shop, un team competente, studierà con te la soluzione migliore per realizzare il tuo abbigliamento personalizzato. T-shirt, camicie, felpe, giacconi, caps, adesivi e gadgets innovativi. The Shop, le migliori stampe con una nutrita selezione dei prodotti migliori. The Shop, ci trovi a Pordenone. Uno stile inconfondibile, classico, sportivo, giovane, dinamico. Fioretti, valigie e non solo. Le borse, i portafogli, le valigie, le 24 ore, le cinture, gli ombrelli, gli accessori moda per una personalità unica. Fioretti, valigie e non solo. I brand più rinomati: Samsonite, Desigual, Biblos, Mandarina, H2O, Stamps. Fioretti, valigie e non solo, nel centro storico di Pordenone. Albon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Albon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Albon Gustaio, più buono di così. Eccoci di nuovo in diretta dal Bar Posta. In realtà state vedendo l'entrata del Cinema Teatro Verdi, anzi Teatro Verdi, dove è in corso di svolgimento le giornate del cinema muto. Sentiamo questo bel ritorno perché abbiamo anche il collegamento con chi, Lucia? Con Edi Fabris. Edi Fabris, che ieri è andato a seguire quella meravigliosa partita allo Stadio Friuli, ovvero sia Lazio-Udinese, anzi scusatemi, Udinese-Lazio, in collegamento mi sembra dal centro commerciale Tiare a Gorizia, vero, a Villesse, vero Edi? Buon pomeriggio. Edi c'è o non c'è? C'è, se no intanto vado io con i risultati. Ecco, dai, vai tu, intanto mentre vediamo se c'è Edi. Io con i risultati anche perché il Tamai è andato in vantaggio con quella squadra lì che è innominabile, cioè l'Arzignano Chiampo. Union Arzignano Chiampo, esatto, sì. Quindi 1-0 per il Tamai, il Cordenons sta ancora vincendo 1-0. Ti aggiorno l'eccellenza velocemente, quindi Gemonese 0, Virtus 1. Manzanese 0, Tolmezzo 1, San Luigi Fontanafredda 0-1, Tricesimo Ciarlins 1-0 e Vesna 1-0 con il Gradisca. Nel frattempo il Napoli con un calcio di punizione va vicinissimo al pareggio, una grandissima parata del portiere dell'Atalanta che va anche a sbattere sul palo. Esatto, l'unico risultato cambiato è Atalanta 1, Napoli 0. Ecco, ricordiamolo che è molto importante, soprattutto per gli amici che stanno giocando all'1-2. Vediamo se riusciamo a collegare. No. Un pareggio in questo momento, te lo dico subito, San Luigi 1, Fontanafredda 1. Ecco, quindi Fontanafredda pareggia a San Luigi, benissimo. Era in vantaggio Fontanafredda, Carlo? Era in vantaggio Fontanafredda. Bene per il San Luigi, per gli amici di Trieste. Allora, vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con Edi. Pronto Edi, ci senti? Secondo me sì. Magari lui ci sente e noi non lo sentiamo, può succedere anche quello perché come vedete siamo in versione live, in esterna, i collegamenti telefonici sono sempre un po' complicati. Il ragionamento straniero, il Tottenham vince. Il Tottenham vince, non ce ne può fregare di meno, ma anche quello è bello da sapere. Con chi? Col Manchester? Sì, col Manchester. Col Manchester di Mourinho? Sì. No. Di Guardiola? Ah, col Manchester di Guardiola. Mi sembra attenzione, mi dispiace dirlo, ma il Montebelluna ha pareggiato col Pordenone. Mi sento Baggio. Non sapevo che Baggio giocava ancora. No, non è quel Baggio lì. Chi è? Il cugino? È il cugino. Guarda che è il microfono qua, Ricky. Se dovrebbe essere il cugino il cugino del Divin Codino. Del Divin Codino. Allora non riusciamo a collegarci con Edi, vediamo, riproviamo perché vogliamo parlare appunto per qualche istante di quella fantascientifica prestazione dell'Udinese di ieri sera. Ne hanno beccati 3. Pronto Edi, ci senti? Non riusciamo proprio a collegarci questo pomeriggio, perché magari lui ci sente anche, lui ci sente benissimo, peccato c'è il problema che noi non sentiamo lui e magari neanche in televisione si sente. Niente da fare, io direi di lasciare stare allora perché sennò veramente ce la stiamo tirando troppo lunga. Andrea, allora commentaci tu così.
Cosa devo commentarti? Questo è Udinese Lazio 0-3. Guarda, purtroppo non ho visto alcuna immagine in quanto ero al Bottecchi a seguire il Pordenone che ha vinto col Venezia 1-0. L'unica cosa che so della partita dell'Udinese, so che i fratelli Inzaghi si sono trovati a Codroipo a metà strada. Ecco, che è una notizia importantissima, che i fratelli Inzaghi si siano trovati. Perché uno era Pordenone, l'altro era Udine, La differenza... uno con la coda fra le gambe, l'altro era abbastanza contento. Beh, direi di sì, no? È una bella vittoria ad Udine, che non è proprio difficilissimo ultimamente. Non è difficile, però comunque bisogna sempre giocarla, portare a casa 3 punti in esterna. Hanno comunque una bella squadra. L'Udinese purtroppo con un allenatore da Serie B chiaramente può ambire a salvarsi. Sì, beh, quello è alla fine lo scopo, credo, per la stagione di quest'anno, anche se forse non vengono utilizzati i tanti giovani che sono stati acquistati o comunque sono arrivati ad Udine. Si insiste sulla vecchia guardia che ha già dato parecchie volte dimostrazione. Mi pare che di non farcela Iachini non più. sia un allenatore che punta sui giovani, ma quantomeno avere una squadra con una struttura abbastanza solida e puntare sull'esperienza dei giocatori che ha in rosa. Certo. Allora facciamo, visto che hai lanciato la palla con questo incontro a Codroipo, che poi dove? No, non era a Codroipo, a Campoformio Napoleone incontrò, no? Che c'è anche ancora c'è anche la targa. La targa, a Campoformio, non a Codroipo, sarebbe stato bello se si fosse... Abbiamo anche Ronaldo qua con noi. C'è Ronaldo? dopo vediamo se riusciamo a tirarlo in diretta. Allora, facciamo un passo indietro, andiamo invece a vedere quella che è stata ieri sera la grandissima prestazione del Pordenone contro Venezia, ma soprattutto andiamo a vedere tutti i risultati grazie alla regia della Lega Pro, il girone B. Ieri si giocava la 7ª giornata di campionato, eccola qua, che ha visto di nuovo il Pordenone scavalcare ovviamente lo stesso Venezia, che le era davanti di un punto. Questi sono i risultati, li state leggendo in sovraimpressione grazie alla regia e alle grafiche, e adesso vediamo la classifica, che è quella che ci fa tanto gusto, soprattutto agli amici di Pordenone e ai tifosi nero-verdi. Vediamo la classifica della Lega Pro, eccoli lì, Soli a 16 punti, ha già distanziato di 2 punti il Venezia che ha 14. Vedete, tutte le squadre che sono in azzurrino sono quelle che vanno a girare i playoff, perché da quest'anno in Lega Pro ci sono 10 squadre che giocano i playoff, pensate, incredibile. Allora vedete, Venezia a 2 punti, il Ferrappi Salò e la finale del playoff quest'anno sarà, mi pare, a Ferragosto. A Ferragosto, sì. E il giorno dopo fanno i calendari del nuovo campionato. Mi sembra che la giocheranno all'Arena Beach di Lignano Sabbiadoro, esatto, la finale. Ecco, GP, però ci sarebbe da dire che la San Benedetese è una partita in meno contro il d'accordo. Padova, quindi potrebbe essere... Ma tu perché devi fare sempre il precisino? Godiamoci il Pordenone primo in classifica. In ogni caso sarebbe primo il Pordenone. In ogni caso sarebbe primo. No, bisognerebbe vedere la differenza reti, no? Sì, beh, vabbè, perché se metti che la San Benedettese vinca 4-0 la partita che deve recuperare, è prima la San Benedettese. Vabbè, ma insomma c'è ancora lo sconto diretto. No, visto che vuoi fare il precisino, Riccardo, no, ecco. Carlo, come siamo con i risultati? Rubo il microfono, niente per il momento. Niente, tutto come tace, prima, se vuoi te li ridico tranquillamente. tace. Gli unici 2 risultati cambiati nella Serie D sono Montebelluna Cordenone su 1-1 e il Tamai sta vincendo ad Arzignano Chiampo 1-0. Per l'eccellenza il Virtus Corno vince con la Gemonese 1-0, Manzanese Tolmezzo 1-0 per il Tolmezzo, poi abbiamo San Luigi Fontanafredda 1-1, Tricesimo Cialismo 1-0 e Vesna Gradisca 1-0. Bene, messaggi che arrivano ovviamente al numero che vedete in sovraimpressione. Bus, ma nella pausa un bicchiere di prosecco arriva o no? Noi intanto ci beviamo un gin tonic guardando la trasmissione per non sbagliare. Un abbraccio dal Fabri e da Livio. Ecco, mi sembra di essere... GP, mi è arrivato un messaggio anche a me di Stefano Boscariol che si scusa, ma purtroppo non è potuto venire alla trasmissione perché sta male. Sì. Messaggio allo zio Buz Fozza Inda. Ce l'hanno fissa con te, Buz. Niente. E d'altronde sanno che sono uno tra i gobbi esponenti di Pordenone, quindi... Allora arrivano messaggi, posso farmi gli affari miei, visto che non vedo mia sorella da qualche settimana perché si è trasferita a lavorare a Bratislava.
Vicina. Sì, beh insomma sono 5 ore di macchina. Allora, bella questa, sono arrivati 4 messaggi, bella questa giacca, tanta gente oggi e niente, il Montebelluna mai una gioia. E poi la diretta è di ottima qualità, bravi, perché si sta vedendo in streaming, vi ricordo che potete vederci anche da tutti i sistemi informatici. Vai avanti tu Andrea, che è il tuo pane. Sì, del web, social, TPN, canale 15 del digitale terrestre, Sì. E il 50-15 di Sky. Esatto, non me lo ricordavo. Il 97 in Veneto e naturalmente in streaming telepordenone.tv, che come vedete da Bratislava si vede benissimo. Assolutamente. Sei a Bratislava in questo momento. Ah, ok. No, mia sorella. Ciao Maria Rosa, ciao e buona domenica. Ovviamente una buona domenica, che era una bellissima canzone di Antonello Venditti, se vi ricordate. Vero? Che poi qua c'è una bellissima donna, oltre che Vilma e Chiara, che è la Anna, che lei non vuole venire in diretta, poi però la trasciniamo a forza, la leghiamo. Renzo, dopo? Tu che sei bello anche grande, vai, leghi la Anna, la trasciniamo in diretta, perché è bellissima e ci racconterà lei l'aperitivo del posta, perché bisogna... No, cosa dici? Acqua? L'aperitivo del posta è acqua? Non credo proprio. Allora, dicevamo che è buona domenica di Antonello Venditti, che voi non ci suonerete. Posso, prima che tu faccia sentire questa meravigliosa voce, Sì. purtroppo vi devo dare una brutta notizia. No. Sì, la Triestina perde. Porca miseria, come mai? Perché ha preso un gol dall'Alto Vicentino in questo momento e quindi... Peccato, però insomma la partita è lunga, siamo al 36esimo, il nostro amico Dalle Rive, che quest'anno non è partito benissimo per il nostro amico Dalle Rive. Ha fatto la squadra lo stesso per vincere il campionato. Ha fatto la squadra per vincere il campionato. Allora, arrivano ancora messaggi nel frattempo. A proposito, dovete preparare una canzone che riguardi Atalanta o Napoli, che è la partita più importante del pomeriggio. L'arte si mischia con lo sport. Messaggio da Elia, forza Buzz. Forza Buzza e vari aggiornamenti. Quindi maestri, cosa ci fate ascoltare? Allora, Venditti non ce l'abbiamo, abbiamo un altro cantautore italiano, Sì. sempre di quell'epoca, anni 80, lui è Sergio Caputo. Sì. E gli altri interpretano Bimba se sapessi, uno swing italiano. Quindi adesso Chiara, tu dovrai fare un collegamento con Bimba se sapessi con Atalanta-Napoli. Bimba se sapessi quanti gol fa. Dimmi un attaccante. Martens, ecco, per dirti. Che tu dovrei, essendo napoletano, dovresti sapere chi è Martens. Chi è Martens? No, vabbè, io sono venuta qua che ero piccola, però, attenzione. Prego. Idrosodina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questa vita ci dà. Respirazione artificiale per dimenticare il vecchio buon umore. Per favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare. Io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba non è un caso di nevrastenia, poi che nomina lo spreco di energia, tutta la fatica che mi tocca fare, solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Abito qui perché non sali, ho una collezione di medicinali, bicchieri, gli avanzi del pranzo di ieri. Ci sono molte sfumature anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili andiamo avanti questo show, ho un forte mal di testa a furia di scolarmi, con un tuffo nel tuo cuore mi rinfrancherò.
bimba se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare. Con questa faccia il mio passato da dimenticare, bimba non è un caso di nevrastenia, puoi determinare lo spreco di energia, tutta la fatica che mi tocca fare. Io con questa faccia il mio passato da dimenticare, pa, 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 pa. Oh, allora, l'ho convinta? Yeah. Ecco qua, una delle... Come... Vai, la vedete voi, non devo commentare io quanto bella è questa ragazza. Anna è una delle bartender, si dice, vero? Bartender? Bartender? Dirlo in italiano barista, no? È Ma così più figo, difficile? è più bello bartender, Fa no? più figo, ah, ok. Perché qua al posta, Andrea, aiutami che tu sei esperto, nel senso che tu anche li organizzi in questa cosa. Poi parleremo di quella bellissimo sabato che hai organizzato la settimana scorsa, mi sembra. Non l'ho organizzato io. Hai dato una mano. Ne parliamo dopo. Allora, con la nostra bellissima Anna. Buonasera. Guarda che bella che sei, non è vero che guarda che bella che sei. Allora, raccontaci qua che cosa funziona l'aperitivo del Posta, che è uno dei posti migliori, insomma, di Pordenone. Beh, diciamo che i pordenonesi sono abbastanza, diciamo, classici, che comunque vanno sugli aperitivo come spritz, come va tanto richiesto ultimamente il spritz Ugo. Lugo? Che è un liquore di sambuco, un po' di prosecco, aggiungiamo un po' di menta, un po' di seltz. E sì, vanno tanto Moscow Mule, il classico Cos'è americano. il Moscow? Il Moscow Mule. Moscow Mule. La vodka. La vodka? Visto che è la vodka Moscow. Ah, ecco, sì. E ginger beer. Quindi tanto richiesto. una cosa abbastanza semplice. Sì, abbastanza semplice, veloce e che piace. Che piace? Che piace, sì. Altre cose, beh, la classica birra ovviamente. Beh, sì, spritz bianchi, spritz aperol, Certo. birretta, sì, queste sì. Che poi qua io so che, perché siccome anch'io vengo ogni tanto a prendere l'aperitivo qua al Posta, di bello c'è che anche si mangia, che fate delle belle stuzzichini, delle crostini, sì. eccetera, eccetera, no? Sì, facciamo crostini abbastanza, abbiamo anche una vitrinetta dentro, che abbiamo anche i panini, dei piattini facciamo, sì, facciamo anche dei pranzi, sinceramente, per chi vuole fare veloce, pausa pranzo. Sì, a pranzo effettivamente ci sono i famosi pranzi del Posta, Sì. che vanno sempre molto molto bene. Va bene, sì. Il numero di telefono per cortesia? Non ce l'ho, ancora devo comprare una scheda. Devi comprare una cosa. Allora, anche Luca vuole il numero di telefono di Anna? Sì, mi sembra di sì. Sì, non sarebbe gradito. Allora Anna, intanto grazie, poi vediamo di prendere altri amici qua del Bar Posta e portarli in diretta. Intanto grazie Stellina, sei veramente Grazie a voi, un grazie a voi. piacere. Allora, cosa succede Carlo Luna? Intanto che aggiorna, il Cagliari è andato in vantaggio 1-0. Ah, e quindi? Però non mi ricordo se l'avevi già detto, però il Cordenons perde 2-1. Montebelluna in vantaggio. Attenzione, i bus, io non lo so perché, voglio dire, se io stessi guardando la televisione scriverei a Chiara e a Vilma, invece qua tutti scrivono al Buz. Renzo, dobbiamo cominciare a preoccuparci sui nostri ascoltatori? Sì, assolutamente sì. Gli do ragione. Ma diciamo che a Pordenone conoscono più il bus che, non so... però voglio dire, quando c'è qualcosa che non va, allora. È famosissimo. C'è qualcosa che non va. I Anche sono contestabili. Giustamente i gusti sono gusti, ci dice la Chiara. Buz, bella trasmissione, ma ci sono ben 3 gnocche che ti aspettano nel fine partita: Iaia, Nico e Sania. È sempre quel famosissimo pranzo che sta andando avanti. Che sta andando avanti senza di me. Ecco. Mi stanno mandando le foto dei piatti e dei drink che stanno... Bastardi che sono. Esattamente, proprio bastardi, esatto. vabbè. Però vabbè, dai, non importa. Adesso vi raggiungo tra poco. Ecco. Saluto Elia, che è il mio nipotino acquisito. Una teppa numero 1. Allora c'è un'altra persona che vuole il numero della Anna. Anna, c'è un altro ascoltatore che vuole il tuo numero, poi naturalmente... Io ce l'ho il numero della Anna nel dubbio. Ad offerta. Dopo lo diamo in diretta. E poi, aspetta, ciao, siete forti? GP, di alla bionda, che ha una bella voce, che è molto carina. È vero. Dalle il mio numero che la vorrei conoscere. Ciao, grazie, forza Fontana Fredda. Naturalmente Vilma, la bionda dell'Alt.
Allora, finalmente un messaggio per una donna, perché qua erano solo messaggi per uomini fino adesso. Visto che hai nominato Fontana Fredda, visto che hai nominato Fontana Fredda, ahimè, l'amico che ha detto Forza Fontana Fredda deve soccombere perché il Fontana Fredda sta perdendo 2-1 col San Luigi. L'ha preso adesso il gol. Arriva un altro messaggio di cui non vi rilevo, non è male, non vi rivelo il mittente. A Pordenone conoscono di più il Boots che la gnocca. Avete capito cosa? E questo non è bello. Non è bello. Questo non è bello e lo so, e concordo. No, che tu non sei bello, non è bello che conoscono più te, esatto. che hai capito, E poi ancora stasera aperitivo. Anna, avete visto qualche minuto di Anna in televisione e subito stasera aperitivo. E scatta la sete. Chissà come mai. Dopo devi darmi il numero di Anna però, perché effettivamente io non ce l'ho, sì. Ok, va bene. Assolutamente, è la tua prebenda per oggi pomeriggio. Prego Carlo. Purtroppo Baggio ha segnato ancora e quindi è 3-1 per il Montebelluna. Ascolta, ma tu che sai di calcio, Riccardo? Ma sto Baggio è così forte? No, beh, sicuramente è un buon giocatore, l'abbiamo visto qua un paio di anni fa, anche quando col Pordenone. No, scusa, ho letto un messaggio, finisci che dopo c'è un messaggio per te, Anna. Prego. Quindi comunque il Montebelluna comunque ha sempre avuto una buona squadra. Quest'anno è partita male, ma secondo me hanno una squadra che possono salvarsi tranquillamente. Allora, Anna, c'è il nostro ascoltatore che dice, siccome lui probabilmente fa finestre infissi, che se gli dai il tuo numero lui ti dà una finestra. Che non si sa mai, no? Una finestra può sempre servire. Una finestra, se magari ti fa tutta la casa, allora a quel punto potresti dargli il tuo numero. Esatto. Benissimo. Ancora messaggi oggi veramente. Cosa scrivono qua? Mentre tu cerchi di leggere, io faccio una cosa rapida, va bene? Posso? Allora, no, un attimo, perché il Boots che è sempre gettonatissimo, non c'è verso. Il Boots che prima hai concordato, conoscono più te che la è ovvio che concorda, se no non saremo soci, hai capito di chi stiamo parlando, no? Ecco, bellissime le immagini, grazie a, voglio salutare, anzi facciamo un applauso ai nostri tecnici che ci consentono di essere qui. Allora, bravi. Marco, Luca, lei non mi ricordo mai come si chiama, Lucia, Jacopo, Eric, Loriano naturalmente, agli amici in regia, Davide e Cristian in regia a Telepordenone. Come avete visto si sta animando il Teatro Verdi, scusate. Si chiama Pordenone Silent Film Festival. Sì. Cioè, animando il cinema muto, cosa vuoi che si animi? Adesso, anche te. Ma tu Renzo, no? Tu che sai? Sì. Scusami Riccardo. Prego. Ecco. Questa sono parecchi anni, no, che esiste il cinema muto a Pordenone, no? Tu che sei un cultore veramente dell'immagine e della fotografia, il successo che ha ogni anno queste che poi vengono anche rimasterizzati, rifatti, ricostruiti. Sì. Se tu pensi che arriva gente da tutto il mondo per vedere questo festival, è uno dei più importanti al mondo, però penso che pochi lo sanno. A Pordenone? Sì. Tu vedi la gente più strana di sto mondo che ci arriva, no? Sì. Vedi la fila e che ordine che hanno. Sì, in effetti non devono essere italiani, per gente che sta in fila così ordinata, no, assolutamente non sono italiani. Non sono italiani, no. E sono tutti alloggiati a Pordenone, li vedi arrivare a piedi con la loro borsina, veramente delle persone squisite, veramente. È una bella vetrina per la città. Una bella vetrina per la città, e quindi complimenti agli organizzatori delle giornate del cinema muto, ovviamente, che in inglese, scusami Sciorini, Pordenone Silent Film Festival. Benissimo. Che poi l'anno scorso so che addirittura una proiezione è stata musicata da un'intera orchestra, no? Sì, ma anche ieri sera. Anche ieri sera. Prima c'era l'orchestra. Quello deve essere bellissimo, no? Con l'orchestra, perché una cosa è il pianoforte, è una cosa. No, rido perché il feldmaresciallo Lucia mi ha già intimato che dobbiamo fare una cosa. Ma io avrei i risultati. Allora andiamo con i risultati. Fine ai primi tempi, Sì, fine ai primi tempi, anche se vedo che li aggiornano a caso. Comunque, Mestre Legnago 0-0, Abano Carini Pivigina 0-0, Montebelluna 3, Cordenons 1, Calvino Ale 1, Vigontina 1, Belluno Est 0-0, Tamai vince con l'Arzignano 1-0, Triestina perde in casa con l'Alto Vicentino 1-0, Vigasio Union Feltre 1-1 e Virtus Vecomp Campodarsego 2-0 per quanto riguarda la Serie D.
Per quanto riguarda l'eccellenza invece, Carlo? Allora, per il momento non li hanno ancora aggiornati per quanto riguarda i 45 minuti, però i parziali sono Gemonese 0, Virtus 0-1, Manzanese Tolmezzo vince Tolmezzo 1-0, San Luigi batte il Fontanarpeda 2-1, scusate, Tricesimo Cerlins 1-0 e Vesna batte il Gradisca 1-0. Per il momento non sono aggiornati, però. Vabbè, allora io direi, prima di andare in pubblicità, c'è un messaggio simpaticissimo dal nostro amico Marco Spinato che hashtag Maria Vergine, l'unico serio lì è Renzo, salutatemelo va. Mi è piaciuto la hashtag Maria Vergine, non è male, di domenica pomeriggio ovviamente. Grazie Marco. Ecco, Marco, se noi siamo qua fino alle 5, se passi a trovarci ci faresti veramente un piacere. Assolutamente. Assolutamente un piacere. Allora, cosa facciamo, Chiara? Non lo so, cosa facciamo? Sei tu che decidi qua. No, io magari decidessi io, sai cosa faremo io e te. Purtroppo io non decido. Allora, adesso c'è poca pubblicità, sempre i nostri amici che ci consentono di fare queste dirette, ma non andate via perché tra poco cominciano i secondi tempi, soprattutto ancora tantissima musica. Dobbiamo scoprire ancora delle cose dei nostri amici dell'MCR, c'è la clip di Chiara Silvestri che poi verrà commentata da Renzo Daneluzzi ovviamente, che è l'occhio del maestro, e poi non lo so, potremmo buttarla in cacciara. Costa e polenta, Andrea? Costa e polenta, se ci fosse un posto a Pordenone, sì. Potremmo chiamare Elisa, la moglie di Carlo, che ci fa costa e polenta e ce la porta qua al posta. Assolutamente sì. Sì, c'è l'unica vegana che Io la saluto, ciao Elisa. Ci fermiamo solo per qualche istante, vi aspettiamo qui a Pordenone al bar posta, dai, se siete in zona spegnete il televisore e venite a bere una cosa qua con noi, piazza 20 settembre al posta. Vedi, mi stai facendo sbagliare. Ci vediamo tra poco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Materia, anima, cuore. Podere dell'Angelo, un luogo straordinario dove trascorrere momenti speciali all'insegna del gusto. La cucina di Carlo Nappo, prodotti naturali e materie prime selezionate, rigorosamente di stagione, per proporvi piatti unici accompagnati da ottimi vini. Podere dell'Angelo, le camere uniche e originali e il centro benessere. Vincenzo, Carlo e tutto lo staff vi aspettano al Podere dell'Angelo. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Colorati, sportivi, divertenti. Sono le scarpe e gli accessori bimbi più ricercati. Fioretti, calzature per bambini. Le scarpe per far crescere correttamente i piedi dei tuoi bimbi. Con colori, forme e look per ogni situazione. Fioretti, calzature per bambini. Tutte le novità firmate Saucony, Naturino, Liu Joe, Date, Crime, Andrea Morelli, Geox. Fioretti, calzature per bambini. Del centro storico di Pordenone.
tipici della tradizione friulana e non solo, il pescato giornaliero, sempre di prima scelta, alla catina, carni alla brace, antipasti, pasta e dolci fatti in casa. Alla catina, una vastissima gamma di pizze, per tutti i gusti, gusto e creatività della pizza, l'evoluzione della tradizione. Alla catina, in centro storico, a Pordenone. La tua immagine, lo studio e la scelta dei prodotti migliori. The Shop, un team competente studierà con te la soluzione migliore per realizzare il tuo abbigliamento personalizzato. T-shirt, camicie, felpe, giacconi, caps, adesivi e gadgets innovativi. The Shop, le migliori stampe con una nutrita selezione dei prodotti migliori. The Shop, ci trovi a Pordenone. Uno stile inconfondibile, classico, sportivo, giovane, dinamico. Fioretti, valigie e non solo. Le borse, i portafogli, le valigie, le 24 ore, le cinture, gli ombrelli, gli accessori moda per una personalità unica. Fioretti, valigie e non solo. I brand più rinomati: Samsonite, Desigual, Biblos, Mandarina, H2O, Stamps. Fioretti, valigie e non solo, nel centro storico di Pordenone. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. E allora eccoci qua, vedete, questa è l'inquadratura del teatro Verdi. Del teatro. Come, scusa? I pini del teatro. I famosi pini del teatro, eccomi qua, questo invece è l'autista della trasmissione, ovvero sia il conduttore. Che poi vi ricordate che sull'autobus c'era non parlate al conducente, quindi voi non dovreste parlarmi. Vieni Renzo, accomodati. Farei suonare. No, non dovreste parlarmi, perché io sono il conducente della trasmissione. Allora non ti parleremo più. Ecco, basta, non mi parlate più. Dunque, siamo tra i primi e secondi tempi e vediamo l'eccellenza se abbiamo i finali che abbiamo detto, vediamo. Li sto aspettando, ma attualmente sono rimasti quelli di prima, non li hanno ancora aggiornati. Allora, ricapitoliamo l'eccellenza, perché siamo gli unici, ricordiamo, nell'ambito televisivo Friuli più Veneto, siamo gli unici a dare i risultati di Serie D di eccellenza. Esatto. Da una grande idea di una grande persona che gli è venuta 4 anni fa, che io non conosco. Neanch'io. Neanch'io. Chi è? Me lo presenti che voglio conoscerlo? È sempre la redazione di Pordenone. Ah, ok. Allora, Carlo, prego. Allora, eccellenza Friuli Venezia Giulia, i risultati per il momento non confermati, ma se non li aggiornano credo siano rimasti quelli per il momento nei primi 45 minuti. Infatti non li stanno aggiornando. Allora, Gemonese perde in casa col Virtus Corno 1-0, Lignano Cras 0-0, Manzanese Tolmezzo perde la Manzanese 1-0, San Luigi vince in casa col Fontana Fredda 2-1, Torviscosa Lumignacco giocata ieri, ha vinto il Lumignacco 1-0, 13° Ciarlins Muzzane 1-0. Pasiano Chions, eccolo qua, ha segnato allo scadere del 45° il Chions, quindi 1-0 per il Chions. Vesna Gradisca 1-0. Ovviamente arrivano messaggi da Bratislava. Bene. Ci comunicano che a Bratislava hanno perso il segnale. No! Vabbè, succede, là sono col wifi e quindi può succedere, però è una bella puntata, grazie. E poi ancora messaggi che ci arrivano, aspettate che... Ci serve il ghiaccio per il gin tonic, di a Boots che ce lo porti. Dopo chiedo alla Anna se mi dà un secchiello di ghiaccio da portare via, take away. Se vuoi mi dai il numero dell'Anna, le telefono e vediamo se ci porta ok, il va ghiaccio. bene. Va bene. Cosa non si fa per avere il numero dell'Anna? Va bene, e poi ancora un messaggio, ci dicono se domenica scorsa era Chiara sulla moto, che bella, perché domenica scorsa avevamo una bellissima moto, l'Africa Twins, Chiara. E c'era Pamela sull'Africa Twins. Questo amico ci dice che bella saresti stata tu sull'Africa Twins. Hai capito? Prossima volta. Ok, ecco. Ho l'aggiornamento finale dell'eccellenza se vuoi. Allora, vediamo. Sì, l'unico che è cambiato è il Lignano che perde in casa col Cras 2-0. Ho capito, benissimo, un po' non tantissimo bene per gli amici di Lignano. Hai qualche amico che gioca nel Lignano, Andrea? No, che giocava nel Lignano sì. Sì. Adesso non più, sono troppo giovani.
No, adesso loro sono troppo giovani. Dunque, io direi allietiamo questo. Lucia, erano anni che non sentivi allietiamo. Ha aperto lo Zingarelli. Lo so, domenica scorsa con agevoliamo, oggi con allietiamo. Comunque stanno riprendendo i secondi tempi. Della Serie A. Allora, per fare godere soprattutto, ma anche no, perché oramai c'è abbastanza. Con parole tue avete capito come? No, dicevo normalmente quando io sono nato, cioè. Ieri? C'è il sole nel frattempo a Pordenone? Le belle donne piacevano agli uomini, i begli uomini piacevano alle donne. Ah, ho capito. Nell'evoluzione della specie, no? Tutti piacciono il Boots. A tutti piace il Boots, ovviamente, su questo non c'è dubbio, vero Renzo? Sono simpatico, dai, forse. Però spesso e volentieri alle donne piacciono le donne, agli uomini piacciono gli uomini. Te ne sei appena accorta? No, non so. Ma tu dove vivi? A Napoli? No, a Napoli anche. No, anche no. Il microfono. Lo dici come se fosse una cosa. No, ho detto, è da sempre. Ho detto l'evoluzione. Sì, no, ma non è tanto vero. prima ho sbirciato nel suo telefono, aveva tutti i messaggi di donne che le chiedevano di uscire. Vabbè. Allora, vediamo la clip di Chiara Silvestri. Attenzione Renzo, tu devi osservare attentamente e dopo ci fai il commento tecnico, ok? Prego Lucia, grazie. Bellissima, un applauso a Chiara e a tutti i fotografi che l'hanno immortalata, bruttissimo termine però insomma. Renzo, a te la parola, prego. Beh, diciamo che in foto lei rende veramente bene. Alcune mi piacciono di più, alcune meno, però comunque lei è molto molto bella. Una cosa che gli posso dare, un consiglio, che si appoggi alle persone giuste, perché in questo mondo esiste di tutto e di più. Lei è una ragazza intelligente, quindi penso che questo già lo faccia. Bene, e tu che hai uno stile tuo proprio, no? Sì. Come la fotograferesti? Dunque, io l'ho vista in queste foto quasi sempre aggressiva, quasi sempre fermo il microfono, Franzo, quasi sempre arrabbiata, no? In realtà lei è una ragazza dolcissima. Adesso vado in moda di fotografare tutte le ragazze incazzate. Perché tutti gli uomini vanno con gli uomini e quindi è giusto che si incazzino. Ecco, quindi tu la faresti una versione un po' più soft. Esatto, dolce. Sì. Che poi in effetti Chiara è una persona molto dolce. Guardala, ditelo per favore. Sei Sono molto una ragazza Sì. Senti, mi ero dimenticato, come procede col fidanzato? Vi siete lasciati? No, procede. Porca miseria, anche questa è andata storta, va bene? Perché? È bello cambiare ogni tanto. Ah sì? Sì, così. Come stai, Guain? Guarda che sono 2 anni che glielo dico, ma non segue i miei consigli, non so come mai. Ovviamente Ora, finché non mi lascia. sono sempre consigli disinteressati, ovviamente. Lo so. Allora, siamo giunti al... C'è un risultato cambiato. Ecco, stavo per subito a immaginarlo. inizio ripresa, in eccellenza, il Fontana Fredda ha pareggiato per il nostro amico di prima. Benissimo. 2-2. Quindi Fontana Fredda riesce a giungere al pareggio. Ricapitoliamo la Serie A, dai, che siamo al 50°.
Aspetta che la trovo. Aspetta con calma. Tutte 0-0 tranne Cagliari Crotone che ovviamente sta vincendo il Cagliari 1-0 e l'Atalanta che sta ancora vincendo col Napoli. Incredibile, l'Atalanta, ricordatelo che sta Mi ancora dispiace vincendo per con le due Napoli. bellezze qui presenti. Io voglio vedere se fino adesso dei messaggi che sono arrivati nessuno ha messo uno del Napoli, Ah no? No, nessuno. No, chi è che ha messo uno? Vilma, no. Vilma ha messo l'Atalanta. Anche Babui. Il Buzza ha messo Marco. ha messo l'Atalanta. Sì, Napoli. Sì, anche Vilma, infatti ho detto Vilma. Io ho esatto. messo Atalanta. Lui il Napoli. Allora ci scrive Maurizio, che saluto, e ci dice che sarebbe stato un piacere vedere Chiara, Maurizio era la cameraman dell'anno scorso, dietro la camera da ripresa a Udine. Ciao Maurizio e buon pomeriggio. Ciao Maurizio. Dunque, vediamo se sono arrivati altri messaggi. No, al momento, allora mandateci messaggi al 348 294 7672, messaggi WhatsApp ovviamente, o se volete venite a trovarci, siamo in diretta ancora per una cinquantina di minuti dal bar Posta. Sta uscendo anche il sole e questo mi fa molto piacere, ovviamente esce il sole quando noi stiamo per finire, ma così ci sarà questo aperitivo al Posta col sole e non come era questa mattina con la pioggia ovviamente. Bene Riccardo, tu che stai guardando la Serie A, raccontaci di quello che stai vedendo, se è interessante, se sono partite morte. No, sto guardando un po' tutte le partite, c'è l'Atalanta comunque che si sta difendendo molto bene, il Napoli momentaneamente non è mai stato pericolosissimo a parte un paio di punizioni. Il Cagliari sta vincendo abbastanza agevolmente con il Crotone, c'è stato un gol molto bello di Gennaro con un tiro di sinistro da fuori area che ha uccellato un po' il portiere, però insomma il Cagliari comunque sta meritando di vincere in questo momento. Bene. Arriva una bella notizia per gli amici di Tamai, perché Carlo? Ti stai distraendo, No, non c'è nessun. Eccolo qua. In questo, esatto. Allora, Tamai 2, Arzignano. Non l'ho ancora bevuta. Ecco, Tamai 2, Arzignano 0. 2-0 e ha segnato Paladin, uno dei giovani, degli attaccanti più promettenti del Tamai. Dicevamo prima con Andrea che proprio qui al Bar Posta, sabato scorso, 2 sabati fa, correggimi perché non mi ricordo. Sabato scorso c'è stata una bellissima manifestazione, raccontaci che cosa è stato, eccetera, eccetera. È stato un evento organizzato dai giovani imprenditori di Confcommercio e Ascom. Tra cui tu non c'entri perché erano giovani imprenditori e quindi sei proprio spiritosi. Me lo dice anche la mamma che saluto, ciao mamma, ecco. Sono parte di questa associazione, sono uscito perché non sono più giovane, però si sono appoggiati a me per la produzione e l'organizzazione all'interno del Bar Posta. È stato un evento di sicuro successo, l'ospite era Clio di Clio Makeup, ha esposto come ha fatto a creare un business, diciamo dalla sua passione a diventare un'azienda che fattura qualche milione di dollari, ecco. Quindi per chi non sapesse come me, Clio Makeup che cosa produce? No, non produce niente. È una blogger, e ha sfruttato i canali web e Real TV. Dopo è stata prodotta da Real TV e anche da dei canali americani per dare dei consigli di trucco a uomini e donne. Certo. Tu li segui questi consigli di trucco? Dopo che ho visto te, sì. Scusa, ma organizzi tu la festa venerdì con il Babu? No, non sono in organizzazione, è una festa che fa Marco con degli amici. Sì, un aperitivo anche lui, sì, un aperitivo qui vicino. Ho un risultato cambiato. Andiamo con gli aggiornamenti. Sì, esatto, il Fontana Fredda è ripassato in vantaggio, quindi 3-2. Molto bene, allora per gli amici del Fontana Fredda questa stagione il ritorno in eccellenza del Fontana Fredda, vedremo se riusciranno a tornare in Serie D, che con lo stadio che c'è a Fontana Fredda, che è veramente bellissimo, è un peccato che questa squadra stia in eccellenza, come un peccato che i nostri amici Alt stiano qua con le mani in mano, perché voglio dire, siete venuti a fare cosa? Non ho capito. Ecco. A facè. Ecco. È bellissimo sentire una napoletana che parla in friulano. Cos'è che mi hai detto prima?
prima che cominciassimo la trasmissione mi hai detto una cosa che mi hai fatto morire da ridere. Mi hai chiesto perché ci chiamano Alt, in onore a me ovviamente. Ah, ecco, allora raccontaci perché in onore a te. Perché sono alto 1 metro e fischia. 1 metro e fischia, benissimo, ecco svelato il perché si chiamano Alt, che quindi non vuol dire Acoustic Live Trio. Interrompo. Ci interrompe. Pareggio della Triestina. Benissimo amici di Trieste, molto bene. Adesso vediamo se a fine giornata se la Triestina riesce a mantenere il primo posto, perché la seconda era a 1 punto. Quindi adesso ci fate una canzone, visto che la Triestina ha pareggiato su Trieste. Certo. Adesso. Allora. Sì. Una canzone triestina? No, su Trieste. Su Trieste. No, Triestina, su Trieste, non so. Forza Friuli? Cosa ha detto? Su Trieste, Forza Friuli. Gli amici da Trieste non sono proprio di... no. Perché invece gli amici friulani sì. Sì, no, c'è questo leggero, ma che però è molto calato negli anni. GP. Sì, prego. Tipo Game Point. Perché Trieste e Friuli? Ma sono due concezioni diverse di pensare la vita, no? I friulani sono un po' in una stessa maniera, i triestini hanno altri modi di vivere la vita, anche perché è dovuto anche al fatto che Trieste è una vera città. E insomma Udine lo è diventata, no? Negli anni, invece Trieste ricordiamo che era una capitale asburgica, quindi esatto. Sì, è una città. Nozione di storia. E c'è anche il fatto del porto e il fatto che sia anche di confine che dà una mitteleuropeità a questa. Cioè, con questa hai vinto. Dopo questa me ne vado. Esatto. Prego maestri. Anch'io sto sudando. 2-0 del Dai, vuoi insultarmi? No, volevo dire che si sente che stai sudando. Gentilissimo. Puzzo? No. Prego maestri. Uno standard di Gershwin. Benissimo. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is free and your mommy's looking. So little baby, don't you cry. When now this morning you're gonna rise up and sing. There you speak your wings and take to the sky until the morning. Can harm you with mom and daddy standing by. Your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Veramente bravi. E arriva proprio per loro. In particolare proprio mentre cantavano Forza Napoli, un saluto per la Alt, un bacio a Vilma da Napoli, by Anna Pallina. La mia amica, ciao Anna. Ciao Anna, ciao, speriamo di diventare amici tutti insieme. Allora, noi ci fermiamo, c'è una piccolissima pausa, benissimo.
Succede, questo vuol dire che siamo in diretta, ci fermiamo, dicevo, c'è una piccola pausa, vi aspettiamo in tantissimi qui al Bar Posta, siamo in piazza 20 settembre a Pordenone, il salotto di Pordenone, tra poco una sorpresa. Carlo. No, io non ho foto come Chiara. per fortuna, speriamo. Un commento? Per i buon gustai. Per i buon gustai. Andrea, commenta anche tu per cortesia. Silent Film Festival. Renzo, foto di Carlo Luna come Chiara, come verrebbero? Dei seri dubbi. Seri dubbi, benissimo. E dopo questa vagonata di autostima per Carlo Luna ci fermiamo e ci vediamo tra pochissimo qui dal Bar Posta. Grazie. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Materia, anima, cuore. Podere dell'Angelo, un luogo straordinario dove trascorrere momenti speciali all'insegna del gusto. La cucina di Carlo Nappo, prodotti naturali e materie prime selezionate, rigorosamente di stagione, per proporvi piatti unici accompagnati da ottimi vini. Podere dell'Angelo, le camere uniche e originali e il centro benessere. Vincenzo, Carlo e tutto lo staff vi aspettano al Podere dell'Angelo. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Colorati, sportivi, divertenti. Sono le scarpe e gli accessori bimbi più ricercati. Fioretti, calzature per bambini. Le scarpe per far crescere correttamente i piedi dei tuoi bimbi. Con colori, forme e look per ogni situazione. Fioretti, calzature per bambini. Tutte le novità firmate Saucony, Naturino, Liu Joe, Date, Crime, Andrea Morelli, Geox. Fioretti, calzature per bambini. Del centro storico di Pordenone. Piatti tipici della tradizione friulana e non solo, il pescato giornaliero, sempre di prima scelta, alla catina, carni alla brace, antipasti, pasta e dolci fatti in casa, alla catina, una vastissima gamma di pizze, per tutti i gusti, gusto e creatività della pizza, l'evoluzione della tradizione, alla catina, in centro storico a Pordenone. La tua immagine, lo studio e la scelta dei prodotti migliori. The Shop, un team competente studierà con te la soluzione migliore per realizzare il tuo abbigliamento personalizzato. T-shirt, camicie, felpe, giacconi, caps, adesivi e gadgets innovativi. The Shop, le migliori stampe con una nutrita selezione dei prodotti migliori. The Shop, ci trovi a Pordenone. Uno stile inconfondibile, classico, sportivo, giovane, dinamico. Fioretti, valigie e non solo. Le borse, i portafogli, le valigie,
le 24 ore. Le cinture, gli ombrelli, gli accessori moda per una personalità unica. Fioretti, valigie e non solo. I brand più rinomati: Samsonite, Desigual, Biblos, Mandarina, H2O, Stamps. Fioretti, valigie e non solo. Nel centro storico di Pordenone. Albon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Albon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Albon Gustaio, più buono di così. Eccoci qua di nuovo dal bar Posta, questa bellissima cliente devo dire che si sta gustando un ottimo aperitivo, piazza 20 settembre a Pordenone, gran classe, vero Chiara? Questa signora veramente, aspetta, qua abbiamo la signora che è stata inquadrata, gran classe. Fa parte del cinema muto questa ragazza, sì, sicuramente. Dell'organizzazione, dici? Hai visto la classe? Gran classe, gran classe. Vedete poi, se magari dopo riusciamo a fare una zoomata, è bello vedere, noi siamo anche sul mega schermo dietro, no? All'interno. E è bello il ritardo che c'è, no? Perché ovviamente c'è il ritardo del satellite e quello che vedete voi lo vedete. Occhio, adesso vediamo. Stiamo per inquadrare la cosa. No, il bello che poi invece in realtà a casa, ecco, vedete, siamo sul mega schermo. Chi è quello brutto lì? Ah, sono io, bene. Quella bella invece era la cantante. Quella bella, esatto, quella bella era la Vilma con quegli occhi da gatta, che è di famiglia, vero? Gli occhi da gatta? Sì, proprio di famiglia. Sì. Allora, risultati? Ricapitoliamo, siamo così, più o meno al 60° all'ora di gioco su tutti i campi. Carlo, vediamo cosa succede in Serie D. Serie A. Le partite delle ore 15 ovviamente. Atalanta vince ancora col Napoli 1-0. Incredibile. Bologna-Genoa 0-0. Cagliari 2, Crotone 0. Sampdoria-Palermo 0-0. Ricordo questa sera alle ore 18 Milan-Sassuolo, Torino-Fiorentina e alle ore 20:45 quella partita tra USA e Cina, cioè Roma e Inter. Forza Inda. Poi Eccellenza. Serie D non la calcoliamo oggi. Prima faccio l'eccellenza. Ah no, partiamo hai ragione, all'incontrario, quindi Serie D, hai ragione perfettamente. Ecco. Quindi Avano Careni Pievigina 0-0, Belluno Est 0-0, Cadinoale Vigontina 1-1, Mestre Legnago 0-0, Montebelluna batte per ora il Cordenons 3-1. C'è il vantaggio in questo momento della Triestina sull'Alto Vicentino, quindi 2-1. Tamai 2, Arzignano Chiampo 2-0, Vigasio Union Feltre 1-1 e Virtus Comp Campodarsego 2-0. C'è qualche aggiornamento al Buzz sulla Serie A? No. Io posso darti, se vuoi, la Premier. Sì, il Manchester City sta perdendo 2-0 col Tottenham. Esatto. Attenzione perché il Palermo va in vantaggio. Il Palermo in questo momento. Bravo GP, sei attento. No, perché è stato Riccardo a farmi così, guarda la televisione. Perfetto. Eccellenza friulana, Gemonese Virtus Corno 0-1, Lignano Cras Rapen 0-2, Manzanese Tolmezzo 0-1, San Luigi Fontana Fredda 2-3, 13° Cerlins 1-0, Union Spasiano perde in casa col Chios 1-0, Vesna Gradisca 2-0. Grande dormita della difesa della Samp, no Riccardo? Gran dormita questa. Sì, grande. Sarebbe la quinta sconfitta di seguito per la Samp. La quinta sconfitta, quindi Marino a rischio. Sì. Come notizia di pochi istanti fa dal web si comincia a parlare dell'esonero anche di Iachini dalla panca dell'Udinese. Lo scandalo è che l'avessero preso, Sì, vabbè, e c'è già la voce del possibile sostituto che non ha mai allenato a Udine, anche se è friulano, ovvero sia Edi Reia, che non si è mai capito come, no, un allenatore, Riccardo, così preparato come Edi Reia non abbia mai allenato l'Udinese, perché poi comunque Edi Reia è uno che fa giocare i giovani, no? E a Udine c'è questo progetto con tanti ragazzi giovani. Beh, Reia comunque sarebbe una soluzione sicuramente valida per l'Udinese, anche perché Reia è uno che insomma fa giocare bene le squadre ed è molto concreto, quindi io penso che se dovessero esonerare Iachini, Reia sarebbe un ottimo sostituto. Bene, nel frattempo ci scrive anche Daniele, buona domenica. Ciao Daniele, buona domenica anche a te. Se vuoi passare a trovarci, Daniele è di Pordenone, lo conosco, se vuoi passare a trovarci noi siamo qua. Alla bionda digli che il fumo fa male. Forse c'era una ragazza bionda inquadrata
che stava fumando e il fumo fa male. Vabbè. Fate come me, non fumate, no? Vero Renzo? Sì. Visto che fumi poco tu, tra l'altro. Sì, quasi niente. Allora, quindi è ora che smetti, se sei a quasi niente smetti. Sono a quasi niente, potrei anche smetterla. Due passa un pacchetto al giorno, dai. Sì. Ma perché facciamo una vita tutti molto tranquilla, per quello, no? Senza problemi, senza pensieri e preoccupazioni. E a proposito di preoccupazioni, io so che gli Alt, cioè, il Cordenons va proprio male, oltre a perdere 3-1 è stato anche espulso Pramparo. Pramparo. Vabbè, adesso Pramparo. Non è che conosco tutti i cognomi della non terra. c'erano anche i conti? Sì. Sarà, non lo so. Conti, Pramparo. Tu mi insegni, Andrea. Io ti imparo. Tu mi impari. Non li conosco. Domanda, ma perché dalle vostre parti si dice io ti imparo e non ti insegno? Nel frattempo è sparita Sky? Taggio imparata sarebbe. Come? Taggio imparato. Taggio imparato. L'ho già insegnato. Taggio imparato. Sì. Ecco, è tornato lo grazie. Non era Sky comunque. Ah no, stiamo vedendo Premium. Vabbè, ma tanto chi se ne frega. Taggio imparato. Taggio imparata. Dai, dici una frase in napoletano carina. No, te la dice mia sorella. Allora, lei è molto più brava. Vilma, dici sì. una frase in napoletano carina. Quello che avresti voluto dire a tua sorella in questo momento quando l'hai guardata. L'ho detto io in silenzio. No, vabbè, Chiara, non sputa in cielo che non faccia te torna. Adesso lei te la traduce. No, ma l'ho capita io. Io no. Beh, io dopo 2 serie di Gomorra sono riuscito a capire anche senza sottotitoli. Non hai visto Gomorra? No, proprio per principio. Manca il microfono. Dai per due lì, principio. Carlo. Avete finito i microfoni? Allora, no. Non mi ricordo che canzone volevo farvi fare perché mi hai distratto come il tuo solito. Ecco. Che canzone lei lo sa? No, ma l'argomento. Una canzone su Ferma Immagine. Perché in questo momento si è impallato Premium, grazie Marco. Ma noi siamo una cover band, non abbiamo brani Ferma Immagine. autografi, quindi non ce l'abbiamo. I Pucchi fermerà la musica. Esatto. Ferma Immagine. Il figlio di Facchinetti ferma la musica. No, quella lasciamo stare a quest'ora. No. Quindi? Mi dica. Prego. Io ho un po' di anima fragile, se volete. Non sembra, ma anima ce l'ho. fragile? Come si dice? Anima fragile. Come dite a Napoli anima fragile? È anima fragile. Con quante G? 3. Con 3 G sì, Perché noi siamo generosi, abbondiamo. per sottolineare la generosità, Ovvio, no? Esatto. ovvio. Della fragilità. Ovviamente. Non so più cosa sto dicendo e allora lascio la parola, ma soprattutto la voce e la grande musica degli Alt. Grazie. E tu, chissà dove sei, anima fragile, che mi aspettavi immobile, ma senza ridere. E ora tu, chissà dove sei, hai trovato amore, o come me cerchi soltanto di avventure, perché non vuoi più piangere. E la vita continua anche senza di noi, che siamo lontani ormai da tutte quelle situazioni che ci univano, da tutte quelle piccole emozioni che bastavano, da tutte quelle piccole emozioni che non tornano mai, perché col tempo cambia tutto, lo sai, e cambiamo anche noi.
trovato amore. Anima fragile. Avete bravi, ancora tantissimi complimenti. Attenzione, variazione. Purtroppo. Perché è le domeniche dei gol a raffica, c'è il pareggio dell'Alto Vicentino con la Triestina 2-2. Sì, purtroppo c'è questo... 2 gol veramente in pochi minuti. Sì, in pochi minuti, quindi una partita sicuramente molto divertente, molto. Posso dire una cosa? Sono l'unico che non ha ricevuto un SMS. Dai, ha ricevuti tutti tranne il sottoscritto. Allora, Andrea, fai una cortesia, manda un sms. Grazie, grazie. Se un amico ti parlo da bene dopo. Se no anche Lucia, manda un sms di egoismo. al numero di sovraimpressione per Carlo Luna. Grazie. Sì, poverino, se no non gli scrive nessuno. Allora Andrea ci deve lasciare, mi diceva che alle 16:30 ha un appuntamento perché adesso va dalla Anna a prendere il ghiaccio perché deve andare dai suoi amici a portare il ghiaccio per i famosi gin tonic, vero Andrea? No, per la Coca-Cola e la Fanta. La Coca-Cola e la Fanta? Sì, è un compleanno di un bambino, quindi... Cosa succede? Scusami, vai in agitazione Carlo. 3-3 del Cordenons. Benissimo, bravi. 3-3 del Cordenons, veramente in pochi istanti. Bene, bravi agli amici del Cordenons. Quindi tu berrai, ma non ho capito, questa festa, tu sei invitato dai bambini, no? Chiaramente. È chiaro, sì. Come giullare. Vista la tua giovine età, vero? Tu sei invitato da... Sì, adesso... Ecco, infatti arriva un messaggio, salutate Carlo Luna, grazie. L'ho mandato io. Adesso... Avanza una birra. È arrivato un messaggio per Carlo Luna e tutto ciò è molto bello. Allora, salutiamo Andrea, grazie. Io ringrazio a voi dell'ospitalità, ci vediamo nelle prossime edizioni qui a Pordenone. Non il prossimo anno, spero, perché... No, ti ho detto, quando venivi qua a Pordenone ci sarei stato. Benissimo. Promesso. L'altra volta eri in Fiume Veneto. Allora, ci sarai domenica in piazzetta Cavour e anche domenica successiva in piazza 20 settembre. Conferma Buzz. Sì, no, ti sto confermando la mia presenza. Domenica prossima, domenica 9, giusto, in piazzetta Cavour. Sì. E domenica 16 in piazza 20 settembre. Per incontriamoci a Pordenone. Sì, per incontriamoci a Pordenone, esatto. Ok, sì. Ecco. Va bene, perfetto, ci sarò in entrambe le occasioni. Poi per il 23 siamo a Cordenons, potresti fare un salto a Cordenons è fuori comune. No, siamo proprio all'altezza dell'inizio del comune. Devo parlare con Alessandro C. Con Alessandro C dobbiamo parlare, va bene. Ok, grazie mille Andrea, grazie di tutto. Allora, aggiornamenti di calcio Carlo. Sì, purtroppo ancora, cosa succede? Montebelluna 4, Cordenons 3. Porca miseria, beh comunque deve essere una gran bella partita, sì. Che poi Riccardo, è da vedere, no? Se sono forti gli attacchi e sono scarse le difese quando sono queste partite qua, no? Sì, in effetti secondo me sono scarse le difese. Benissimo, poi. Esatto. No, allora, è rimasto tutto invariato il resto delle partite, non vedo cambiamenti, no, per il momento è tutto uguale a prima, tranne, no, ha pareggiato il Gemona. Il Gemonese 1, Virtus Cornon 1-1. Allora aspettiamo di arrivare all'80° per fare il riepilogo di tutte le categorie ovviamente che stiamo seguendo, quindi la Serie A, la Serie D e la Lega Pro. Cosa facciamo regia secondo te? Ma ormai... Io direi che anticipiamo la pubblicità, così avremo 20 minuti pieni per arrivare a 20 minuti. Sono? Sì. Sì, ecco, avremo 20 minuti pieni per darvi in tempo reale tutti i finali di Serie A, Serie D ed Eccellenza e naturalmente sentire ancora grande musica e parlare ancora con i nostri ospiti. Non andate via, rimanete lì o se non rimanete lì venite qui in piazza 20 settembre al bar Posta, così alle 17 in punto cominciamo a fare l'aperitivo. Andrea, ma tu torni dopo? Sì, per l'aperitivo? Assolutamente, benissimo, allora ci vediamo tra poco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Materia, anima, cuore.
Podere dell'Angelo, un luogo straordinario dove trascorrere momenti speciali all'insegna del gusto. La cucina di Carlo Nappo, prodotti naturali e materie prime selezionate, rigorosamente di stagione, per proporvi piatti unici accompagnati da ottimi vini. Podere dell'Angelo, le camere uniche e originali e il centro benessere. Vincenzo, Carlo e tutto lo staff vi aspettano al Podere dell'Angelo. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Colorati, sportivi, divertenti. Sono le scarpe e gli accessori bimbi più ricercati. Fioretti, calzature per bambini. Le scarpe per far crescere correttamente i piedi dei tuoi bimbi. Con colori, forme e look per ogni situazione. Fioretti, calzature per bambini. Tutte le novità firmate Saucony, Naturino, Liu Zhou, Date, Crime, Andrea Morelli, Geox. Fioretti, calzature per bambini. Nel centro storico di Pordenone. Piatti tipici della tradizione friulana e non solo, il pescato giornaliero, sempre di prima scelta, alla catina, carni alla brace, antipasti, pasta e dolci fatti in casa. Alla catina, una vastissima gamma di pizze, per tutti i gusti, gusto e creatività della pizza, l'evoluzione della tradizione. Alla catina, in centro storico a Pordenone. La tua immagine, lo studio e la scelta dei prodotti migliori. The Shop, un team competente studierà con te la soluzione migliore per realizzare il tuo abbigliamento personalizzato. T-shirt, camicie, felpe, giacconi, caps, adesivi e gadgets innovativi. The Shop, le migliori stampe con una nutrita selezione dei prodotti migliori. The Shop, ci trovi a Pordenone. Uno stile inconfondibile, classico, sportivo, giovane, dinamico. Fioretti, valigie e non solo. Le borse, i portafogli, le valigie, le 24 ore, le cinture, gli ombrelli, gli accessori moda per una personalità unica. Fioretti, valigie e non solo. I brand più rinomati: Samsonite, Desigual, Biblos, Mandarina, H2O, Stamps. Fioretti, valigie e non solo, nel centro storico di Pordenone. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Eccoci ritornati in diretta, qua c'è molta allegria. Perché ridete così tanto, Riccardo, voi tre qua? Con una... Sta cambiando di posto continuamente. Ci stiamo... C'è il gioco della sedia. Quando ero piccolo io c'era il gioco della bottiglia, c'è ancora? No, mi sa di no. Non c'è più il gioco della bottiglia? È troppo rischioso. No, perché è rischioso il gioco della bottiglia? No, perché... Dai, raccontami. No. Non è rischioso il gioco della bottiglia. Tu ti ricordi come si gioca col gioco della bottiglia? Perché le bottiglie in vetro sono pericolose. Beh, ma si può fare con le bottiglie in PET, no? Sì, Lucia, ad esempio, tu hai giocato col gioco della bottiglia da piccola? No, mai. No, mai. Testamento, Scusami, cosa il medico l'ha malata?
Hai mai giocato da piccola? Io sì. Tu sì, tu Chiara da piccola hai giocato al medico alla malata? No, mai. No? Mai. Mai. Da grande sì. Da grande, benissimo! Chiara gioca da grande al medico alla malata, ma il medico è un medico? Sì, ma in questo momento il medico a casa ma sono io o no? Ci arriva anche una bellissima foto, vediamo se... Perché una delle prossime tappe sarà grazie a Mauro Tavella, che salutiamo, doveva passare, e grazie a lui a Securlandia saremo in piazza 20 settembre, domenica 16 ottobre, se Dio vorrà ovviamente, se saremo ancora qua. Vediamo se riesco vado da Eric, vediamo se Eric riesce a inquadrarmi questa foto che aspetta un attimo, vado da Marco, vediamo se riusciamo a inquadrare questa, lasciate perdere il mio telefono rotto, questa immagine, questo bellissimo segnale stradale che casualmente proprio Marco mi ha mandato, non so perché, ho bevuto acqua fino adesso e lui mi manda questo messaggio, questo segnale stradale. Ovviamente sono tutte cose improvvisate, quindi se vedete che mi allontano, fermo, eccoci, e vedete questa tecnologia, eccolo qua, sono la guida, cosa vuol dire questo segnale? Che il vino era buono, eccoci qua, benissimo, grazie a Marco che ci dà questo contributo, salutiamo Mauro Tavella, Riccardo. Siamo nei secondi finali delle partite per quanto riguarda... Ma che secondi? Mancano... Io sto guardando i minuti che mi scrivono, comunque per esempio c'è un finale se vuoi che il Tamai ha vinto 2-0 ad Arzignano. Complimenti al Tamai Arzignano, Chiara, che sappiamo Che rinomata cittadina, che è in Daisu. In Daisu è una nuova regione. Dillo dov'è, dillo dai. In Veneto. Sì. Mentre la Triestina sta vincendo Arzignano, Vicenza. Vicenza, c'è anche l'uscita autostradale Arzignano. Non conosco bene il Veneto. Di qualcosa, non sei mai andata su per Vicenza con la macchina? No, in treno. In treno, non c'è l'uscita in treno Arzignano, no, quello è vero. Esatto. Poi la Triestina sta vincendo 3-2. Di nuovo? Quindi hanno sbagliato prima a pubblicarci il risultato perché ci avevano detto che era il contrario. Esatto. Invece, la Triestina sta vincendo 3-2 e c'è il risultato cambiato a Bologna, c'è il Genoa in vantaggio ma il Bologna sta giocando in 10. Il Genoa in vantaggio, il Bologna sta... Allora ricapitoliamo quando mancano pochi secondi. A Bologna siamo all'84esimo. Pochi minuti. Allora, per quanto riguarda la Serie A, i risultati sono questi: delle partite delle ore 15. Atalanta vince 1-0 col Napoli, il Bologna perde in casa col Genoa 1-0, Cagliari 2, Crotone 0, Sampdoria 0, Palermo 1. Questi i risultati delle ore 15. Per quanto riguarda la Serie D, aggiornati fino ad ora: Avano Careni 0-0, Belluno Este 0-0. Intanto c'è il finale del Fontana Fredda che vince 3-2 a San Luigi e il finale a Tricesimo 1-1 col Cerlins. Bene. Ok, quindi vado avanti con la Serie D. Calvinoale 1-1, Mestre Lignago 0-0, Montebelluna che sta vincendo col Cordenons 4-3, Tamai finale batte l'Arzignano 2-0, Triestina 3-2, Vigasio Union Feltre 1-1, Virtus Campodarsego 2-0. Bene, allora tra poco vi daremo i finali, naturalmente Serie A, Serie D ed Eccellenza. Renzo, nella tua carriera professionale hai mai fotografato calciatori? Sì. Ecco. Ho fotografato, te lo ricordi, Cristante? Cristante, sì, che adesso gioca, aiutami a Pescara mi sembra, sì. Riccardo, è andato a Pescara quest'anno passando dal Benfica, che è una squadra di calcio il Benfica, sì, no, non è Chiara, è una squadra di calcio. Ho fatto un calendario al famoso Locatelli, a Thomas Locatelli, sì. E poi qualcun altro che non mi ricordo, però sì. anni fa. Sì. Allora, com'erano i calciatori altezzosi? Perché adesso c'è un po' l'immagine del calciatore altezzoso, ma no? Ma dopo che fa un po'... a tu per tu sono persone tranquille. Sono persone tranquille. Sì. Preferisci come soggetti uomini o donne? La Chiara, benissimo, sì. Quindi sicuramente ci sarà uno shooting al quale io tu dovrai invitarmi, allo shooting della Chiara. È più facile fotografare il maschio o la femmina? Esatto, la femmina sicuramente, le donne, guarda. È più facile fotografare le donne? Assolutamente sì. Ma per il motivo che sono più espressive, più slegate, più... Sono più naturali, sono più se stesse, no? L'uomo si crea un sacco di problemi. Lo confermo, io 20 anni fa ho provato a fare anch'io un servizio fotografico
per andare non c'è verso, esatto, non riesco neanche a dirlo la difficoltà che ho avuto. 8 ore di lavoro, sono uscite 4 fotografie e le ho anche buttate via. Ecco, il fotografo sarà stato entusiasta. Franco Battaglia. Franco Battaglia, esatto. Franco Battaglia che saluto. Tu conosci Bolognese, sì. Bolognese. Bene, allora tra poco vi daremo tutti gli aggiornamenti, anzi i finali. Pensate che oramai manca 1 minuto e spiccioli e io Atalanta. ho 3 bottiglie in saccoccia. Perché? Perché ho detto Atalanta 1. Adesso vediamo se è vero. Sì, è vero, è vero. Anche Vilma ha 3 bottiglie in saccoccia, ne mancano le altre 3. Sì, non è che perché azzecchi uno, devi azzeccare anche stasera, attenzione. Infatti, però 3. Ecco. Quanti soldi hai vinto? Allora, è vero, avevi messo uno, mi avevi detto prima, no? Allora, Chiara. Sì. I prossimi progetti tuoi. Oltre che uscire con me, vabbè, ma quello è... Non è un progetto quello, è un tentativo. Io la butto, tanto poi... Poi un aiuto sociale. Vabbè, sono 2 anni che te la butto, Sì. Ah, sì. Ma fatti 2 domande perché sei ancora niente. Allora, i tuoi progetti futuri, ricordiamo il sito chiarasilvestri.it, mi raccomando .it no .com come la redazione aveva scritto sbagliato ieri. E continuo con i miei shooting, con workshop e insomma vado avanti così. No. I prossimi shooting previsti? Oddio, adesso non me lo ricordo. Questa settimana ce l'ho il 5, poi prossima settimana verso il 12 o il 13, adesso non mi ricordo bene le date, però ho un po' di cosine pronte. Sì. Invece tu Renzo, le prossime cose importanti che stai per fare, a parte che le tue sono tutte molto importanti. Un catalogo molto bello. Un catalogo molto bello? Con una modella russa, Olga. Olga? Ti girerò le foto. Ma tanto tu sai che io ti saccheggio sempre la pagina Facebook che ti seguo perché veramente sei uno dei miei preferiti. Quindi parlavamo di Olga, una ragazza russa, e io so che i nostri amici Alt hanno una canzone Olga dedicata a una ragazza russa, vero Vilma? Ovviamente, solo che non l'abbiamo portata oggi. Non l'avete portata Olga o la canzone? Tutte e due. Tutte e due, porca miseria. Olga è occupata con Renzo. Olga è occupata con Renzo e oggi non è potuta venire. Lo spartito l'abbiamo lasciato a casa. Lo spartito di Olga l'avete lasciato a casa, porca miseria. Adesso Lucia, come facciamo adesso? Dammi una mano. Cerchiamo lo spartito su internet. Allora Jacopo, molla un attimo il mixer, cerca velocemente lo spartito di Olga, inedito ovviamente, esatto, Olga la ragazza russa. Ti do il finale dell'Atalanta che batte il Napoli 1-0. Finale? Sì, finale. Quindi adesso ci svela quanti soldi hai vinto? 5 euro. No, 50 euro. 500 euro hai vinto. Dov'è? Sergio, ha vinto 500 euro, offre da bere dopo, Ma tu sai che io sono bassa, no? E che le bugie hanno le gambe corte, io sono autorizzata a dirle, quindi... E con questa? Io direi di ascoltarli. 500 euro, no. Ma io non credevo che tu giocassi contro il Napoli, voglio dire. Ma neanche sarebbe come se io mettessi perdente l'Udinese o Riccardo la Juventus, voglio dire, no? Allora, invece ci cantate? Siamo tra amici, un po' pazzerelli, Mad World. Tears for Fears, bellissima, grazie maestri. When people run in circles
gotta say, the dreams which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard today. When people run in circles, it's a very, very bad world. Bad world. Bad world. Bad world. You can best your word. You can best your word. Veramente bravi! È sempre difficile beccare i finali in acustico. Mancano pochi istanti alla fine delle partite, la Sampdoria ha quasi rischiato di pareggiare. Cosa c'è, scusa? No, è che stavamo per perdere la televisione. In che senso? No, c'era un avviso molto brutto che è scritto l'alimentazione si spegne tra un minuto. Ah, quella lì dici? Sì. Quella lì in alto a sinistra o quella là in basso a destra? No, quella in alto a sinistra. Probabilmente perché bisogna cambiare canale ogni tanto, no? Vabbè. Tanto siamo quasi alla fine di questa diretta, vi ricordiamo, siamo in diretta dal Bar Posta, come vedete in sovraimpressione, qua è proprio nel centro storico di Pordenone, nel salotto di Pordenone. Arriva un messaggio per Carlo Luna. Sì. Ha pareggiato la Sampdoria in questo momento, stavo incredibile. per dirtelo che ha pareggiato la Sampdoria. A 50 secondi dalla fine, esatto. Ha pareggiato Fernandes, l'ex giocatore dell'Udinese, è entrato in campo nel secondo tempo. Un messaggio per Carlo Luna: buongiorno. Buongiorno. E fin là buongiorno. Mi fareste un piacere? Ma certo. Sapete il risultato di Serie D, Girone D della Adriese Tavernelle Grazie? Allora, adesso andiamo subito a vedere, perché noi siamo sempre su 0-2, ecco. E io pensavo 0-2. Tavernelle fosse la squadra del Tavernello, invece non credo. No. Adriese San Donato Tavernelle, sta vincendo il San Donato Tavernelle ad Adriese, famosa località ridente oserei dire, 2-0, perché Chiara ci dice di dov'è l'Adriese adesso. Di cultura generale, guarda, la prossima volta vengo con 10 domande, voglio vedere se le sai, che fai tanto il... No, non so sinceramente non so anch'io di dov'è l'Adriese, perché dovrebbe essere una squadra lombarda, no? No, Adria. Quindi in Puglia, provincia Rovigo. Provincia di Rovigo. Sai perché non la so? Perché mi con quelli da Rovigo non mi intrigo, quindi... Allora, vediamo se riusciamo a dare i finali, perché siamo agli sgoccioli. Per quanto riguarda la Serie A manca solo Bologna-Genoa, allora, finale, no, me lo danno adesso, finale, quindi perfetto, quindi se vuoi te li do tutti a Serie A. Via la Serie A, dai. Allora, Empoli-Juventus vince la Juventus 3-0, Atalanta-Napoli 1-0 per l'Atalanta, Bologna perde in casa 1-0 col Genoa, Cagliari batte il Crotone 2-1, Sampdoria-Palermo nei secondi finali 1-1. Bene, vediamo subito anche l'eccellenza. Aspetta, se ce la facciamo. Vedo che se l'aggiorno. Vado avanti io. Abano Calcio Careni Pievigina è 0-0. È finita Belluno, dove l'Este ha impattato col Belluno. Questa Serie D, 1-1, sì, Serie D Girone C. Calvino Ale Vigontina 3-3. Mestre Legnago si sta ancora giocando, ma il Mestre è in vantaggio 3-2. Purtroppo è finita Montebelluna, dove il Cordenons ha perso brutto. Montebelluna Cordenons 4-3. Tamai, qua mi danno che è finita Tamai, mi sembra. Sì, è finita. 2-0 per il Tamai. 2-0, è un po' che è finita il Tamai, 2-0. L'Unione Arzignano Chiampo. Cristina ha vinto con l'Alto Vicentino 3-2. Sì, Vigasio Feltre 1-1 e Virtus Vecon Verona, Campo d'Arsego stanno ancora giocando, ma è sul 2-0. Andiamo in eccellenza. È terminata in questo momento Lignano, eccolo qua, un attimo che me li hanno aggiornati in 2 secondi, quindi i risultati finali. Allora, Gemonese Virtus 1-1, Lignano perde in casa col Cras 2-0, il Tolmezzo batte la Manzanese 1-0, poi San Luigi perde in casa con il Fontana Fredda 3-2, giocata ieri, ricordo, Lumignaco batte il Tor Viscosa 1-0, 13° Cerlins 1-1, Union Pasiano Chions vince il Chions 1-0 e Vesna 3-0 col Gradisca. Finisce qui dunque questa puntata dell'altra domenica in diretta dal Bar Posta qui a Pordenone in piazza 20 di settembre. Noi saremo ancora qui per un po', quindi vi aspettiamo per l'aperitivo. L'appuntamento ovviamente per domenica prossima, puntualissimi 14:20. Ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti e grazie, ciao. Vediamo così.
al volo. Non ci sfumano. Cosa improvvisate ovviamente, nel frattempo ci si aspetta anche più, ma non importa. Siamo in attesa che la sede centrale si riprenda la linea. Devi dare il nome. Nel frattempo siamo ancora in diretta, non lo so, siamo ancora in diretta. Facciamo un servizio al volo con Chiara. Bisogna dire che fra un po' riapriranno la pagina Facebook, giusto? Dove potete contattarli per insomma, obbligati dalla Trio. Obbligati da Chiara ovviamente. Prego. Acoustic Live Trio, giusto? Acoustic Live Trio. La pagina Chiudiamo allora con un po' di musica, sempre se siamo in diretta, non lo sappiamo. Sì, Siamo in diretta. Dietro di te. Dietro siamo indietro di 30 secondi, se non di più. Prego maestri. Brano di Battisti. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella con coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno a una tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco ben aggiustato forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora più sì, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più volto né più l'età. E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, se chiudi gli occhi un istante, ora figli dell'immensità, se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina, uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso, ne sono vie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti. Ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e i tre ciliegi vedere la mattina e il giorno, e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno farlo rotolar giù, giù, giù. E noi ancora più sì, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età, e respirando brezze che